i mondiali. Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Allora, partiamo subito rispondendo a questo, poi dopo nessun editoriale, non c'è bisogno di nessun editoriale, di niente, mi annoio. Come quinto non funziona, Mr. Forces non credo, nel senso che non è quinto, non dovete ascoltare il 352, non c'era niente del 352 oggi. Quindi posizioni medie, non vi dovete fidare di me, fidatevi delle posizioni medie, questa è la posizione media. Politano il più avanti di tutti, più avanti anche di Lukaku. Politano, questa è la posizione media. Ovviamente non vedete il verde perché non vedrete il verde, ma quella è la sua zona di calore. Non ha fatto il quinto, Di Lorenzo non ha fatto il braccetto, Politano non... il problema è un altro, il problema è tutt'altro. Non può, un giocatore che ha sempre fatto 65-70 minuti e poi ha sempre avuto il contraltare, sempre avuto uno che poi entra e lo rileva, non può fare 90 minuti da sempre e senza avere un sostituto all'altezza, va in difficoltà. Ci aggiungi la convocazione, si va in difficoltà. Quindi è un problema di... la rosa è profonda. Non è profonda, perché Ngong non lo vede Conte, non lo vede assolutamente. È entrato la qualunque oggi e Ngong non lo vede. E oggi per me, io non lo so se avete visto la reaction, vi consiglio di vederla perché è esilarante. Perché questa è la classica reaction che si vedono di più i tifosi avversari che non i tifosi del Napoli, perché 0-0, figurati se i tifosi del Napoli si vanno a vedere la mia reaction. Tra l'altro sono pure demonetizzato, quindi la visione dei video, delle live del canale è assolutamente gratuita in questo periodo per problemi miei burocratici. Andiamo avanti. Allora, no, ma grazie, ma io ci tengo assai alle cose tattiche perché ci sono alcune cose che non si possono vedere e non possiamo sapere, altre che si vedono e ci tengo a dirvele. Quindi il problema è quello. E bravo, la questione è questa. E io, ovviamente, ho scoperchiato il vaso di Pandora ed è normale che tutti il tenore dei commenti sarà tutto sotto questa falsa riga, non c'è dubbio. Politano non era rimasto in campo per tirare i rigori, ridiamo per non piangere. Grande montaggio finale, grazie mille Roberto. Io questo lo sapete, no? I 4 punti della la ragione di questo canale sono questi: divertirci insieme, il divertimento, lo sfogo, dare uno spunto e andare nella scazzetta. E nello sfogo di una partita molto deludente / deprimente, almeno il divertimento nel creare una cosa, un contenuto video simpatico, perché se ci continuano a raccontare balle, io la controinformazione la devo fare con l'ironia, è l'unica salvezza che ho per rimanere sano di mente. 9 finali, esattamente. Recupererò la live dopo perché devo studiare, buono studio. Nervoso come non mai. Il Napoli, ripeto, ha bisogno di un cazzo di battitore di calcio da fermo. E che cazzo, Simeone campa di rendita da 2 anni. TVB, grazie Filippo. E io lo so, segna Simeone. Parliamo di tutta un'altra cosa perché l'occasione l'ha avuta, l'ha impattata. Non era secondo me nemmeno facilissimo, ma più che la facilità dell'azione nello specifico è che entra all'87esimo e onestamente una volta ti può risolvere la partita, ma è un giocatore che ha bisogno, per dare il meglio di sé, ha bisogno di minutaggio. Come vedete il Raspadori, no? Se il Raspadori
tu lo tieni titolare e piano piano prende confidenza con le distanze dal campo, con i suoi compagni, con gli avversari e si rende pericoloso. Oggi Raspadori, oltre al palo, quell'altro tiro sarebbe finito nel 7. Perché? Perché con questa necessità di aggiustare un po' il modulo, perché non ci sta Neres e non abbiamo grandi soluzioni, Raspadori diventa titolare e ovviamente aumenta la sua pericolosità. Ma se gli dai 3 minuti al signor, ma che da fa? Che può fare? È difficile, è difficilissimo. Andiamo avanti. Purtroppo una squadra costretta ad aggrapparsi al solo Raspadori come attaccante che tira in porto con tutto l'amore per Jack non può lottare per il titolo. Napoli tecnicamente poverissimo, tecnicamente proprio a livello di qualità, perché ci sono state le occasioni ovviamente, le abbiamo contate, parecchie da una parte e dall'altra però, diciamolo. Però sì, ha dato la sensazione il Napoli di mancare un po' di qualità nell'ultimo terzo. Palla Spinazzola prova a puntare, un paio di volte ci riesce, un paio di volte no. Sembra un Napoli un po' povero. È un Napoli che per battere gli avversari deve lavorare sul ritmo, sull'intensità. E non mi sembra che siamo in grado di farlo. La parentesi con la Fiorentina è stato un momento che ha spezzato un impasse grave per una squadra che vuole lottare per il titolo, molto grave. Poi anche le altre hanno inciampato qua e là, però l'avete visto lo stato di forma del Napoli, prima della Fiorentina ve l'ho fatto vedere, era tra le ultime della Serie A. Quindi, quando poi ci vogliono raccontare, o i nostri stessi giornalisti che devono fare i click, devono avere gli sponsor, e ci vogliono raccontare che il calendario è facile, o quegli altri da sopra, dal nord, che ci vogliono dire quella deve vincere per forza perché guardate così. Spiegatemi perché il Venezia dovrebbe essere un ostacolo più alto del Lecce o del Monza, il Monza che fa 2 gol all'Inter. Spiegatemi perché. Dipende da te, non dipende tanto dall'avversario. È chiaro che esiste il quando, perché adesso è un Venezia che sta più in fiducia, che ha ingarrato una serie di pareggi consecutivi e quindi si sentono un po' più tranquilli. Però lottano per non retrocedere, cioè dovete spiegarmi perché questo calendario doveva essere facile, a nostro favore, tutti favoriti, eccetera, eccetera. Non lo è. Se tu stai sul pezzo e mi dimostri che vai forte sulle partite, bene, allora qualsiasi avversario tu lo vai ad affrontare. Ma se questo è il tenore del Napoli, deve recuperare assolutamente Neres, altrimenti siamo impoveriti. Siamo impoveriti a livello qualitativo. Vi recupero, grazie Vale. La cosa che mi è piaciuta meno è il poco coinvolgimento dei due play, perché quando l'abbiamo fatto abbiamo creato meglio. Il Milan lo dobbiamo ammazzare, se no denuncia. Infatti sì, oggi Gilmour non mi ha entusiasmato molto. Poi per quanto riguarda Conte, il post gara me lo sono fatto perché qualcuno mi ha scritto male nel post gara. Mi sono fatto mandare le parole in intervista e purtroppo è stato mazzarriano nel suo mettere dentro che hai fatto la partita e va bene, tu vuoi avere ragione della tua squadra e del tuo lavoro e mi va benissimo, ma mettere in mezzo che il campo non era bagnato, non era innaffiata la palla, e là sento proprio Mazzarri e non lo posso accettare da Conte, non lo posso assolutamente accettare, che lui va a chiedere a Di Francesco se l'hanno innaffiato, non l'hanno innaffiato, non si può proprio accettare, Quindi le sostituzioni, tutte le cose di campo possono essere discutibili, ma ne sappiamo di meno di lui, perché a me viene immediato dire perché metti Anghissà e non metti Billing, non perché Billing, però viene da un momento di fiducia e mi sembra uno libero di testa, mentre Anghissà torna da un infortunio, se ne deve andare in nazionale e tiene la diffida addosso. Tu mi metti Anghissà dentro, che vuol dire nel 4, perché poi stai 4-2-3-1, allora vuoi il doppio, quello là che sta vicino all'Obot. Non mi sconfinfera quella sostituzione là,
Però Conte ti può rispondere: senti, Billing a 2 è improponibile, lo posso proporre solo se lo mando in avanti, lì prendiamo gol, e allora io preferisco non perdere. Là non posso dire niente. Però a livello comunicativo di certe cose che gli sono uscite da bocca oggi, non mi è piaciuto proprio. Bologna 2, Lazio 0, interessante. Guardiamo un attimo la classifica, perché lo so che molti di voi dicono guardiamoci dal quarto posto, e non avete torto. Bene, questa cosa è bene, perché poi il Bologna si porterebbe sopra. Sempre meglio che pareggiano tutte. Sempre meglio che pareggiano tutte. Comunque sì, il Bologna mette un po' di pressione alla Juve, perché scavalca la Juve, almeno si parla di Motta, di Italiano, eccetera, eccetera. 3-0, niente di meno. Ok, è crollata anche la Lazio. Fatemi vedere adesso per sfizio, perché sono curioso anche a livello fantacalcistico se c'è qualcuno. Ndoye! Orsolini, Ndoye. Che poi avevo letto, dici, ma che deve fare Orsolini per essere chiamato da Spalletti? Quando Spalletti chiama Politano e chiama Zaccagni, se lo merita, perché sta facendo un buon campionato. Ho detto ok, più che il premio per lo sforzo di Politano, è una possibilità, poi vedremo se ho ragione o no, una possibilità che Spalletti si tiene per cambiare modulo e per avere, visto che non ha Di Marco, Cambiaso non sta in grandissima forma, magari per cambiare modulo e per avere l'attacco a 3. Si vuole portare Zaccagni, però c'è Orsolini, che poteva essere così, Odegaard, eccetera, eccetera. Io invece ho Castro, e quindi non va bene niente. Conte mi dà l'impressione di non volerla vincere. Com'è possibile che stai 0-0 al Venezia e al posto di essere più offensivo levi Lukaku? Allora, al di là del fatto che tenere Lukaku e aggiungerci Simeone non è detto che ti rende più offensivo, ma ti può rendere anche la manovra più macchinosa. Che tu c'hai le due punte, ne abbiamo parlato spesso, aggiungere una punta non significa che arrivi in porta meglio, significa che devi fare più cross, devi fare più lanci da dietro, e noi con i cross non siamo bravissimi. Quindi l'aggiunta così. Il fatto però di non volerla vincere, io vi ripeto una cosa da un po' di settimane, che abbiamo visto la sconfitta col Como, lui non la sopporta, i pareggi ogni tanto lui li tollera anche con le squadre più piccole, e lo sentite dalle dichiarazioni di oggi, lui i pareggi li tollera. D'altra parte ci ha vinto uno scudetto facendo tutti i pareggi, una serie infinita di pareggi con la Juventus senza perdere mai. Lui la sconfitta non la tollera, e mi sembra, e non lo posso sapere con certezza, ma mi sembra il classico atleta, nel caso di adesso di allenatore, che odia perdere più di quanto ami vincere. Ed è una filosofia che esiste. Tu quando è sconfitta non lo puoi tollerare, non si dorme, stai male a casa, e il pareggio lo accetti, muovi la classifica, in qualche modo riparti così. Io sto depresso tale e quale una sconfitta. Cioè, perché oggi, ricordiamo, è importante stabilire, ci sono dei pareggi che si possono fare, con grandi prestazioni, eccetera, eccetera. Oggi non volevo nemmeno la prestazione, oggi volevo i 3 punti e basta, perché è la penultima in classifica, e perché capita nella giornata in cui ci sta lo scontro tra Inter e Atalanta, e quindi era importantissimo andare alla sosta con questo vantaggio almeno psicologico. Tant'è, è una sconfitta. Anche se oggi non sto bene, sto consumando fazzoletti a profusione, naso che gola che fa male, tutto di più, prova a dire Conte è contento del punto. Esatto, Enzo. E penso proprio che questa sia la verità. Dall'altra parte lui ha detto pure: mi è piaciuto tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo creato, abbiamo gestito noi la partita. Quello che non ammetto è lo sbandamento finale, dove alla fine abbiamo rischiato di prenderlo, il gol nell'ultimo, e quello lui non l'accetta proprio. Non vanno le donazioni, amici miei, lo so, vi ringrazio, grazie del pensiero. Purtroppo lo stavo spiegando a inizio live, c'ho un problema burocratico di account, e quindi ho dovuto fare la richiesta. YouTube mi ha messo in pausa, perché devo fare un cambio tecnico, tattico, a livello proprio burocratico.
e quindi evidentemente cioè, non viene monetizzata nella cosa, non sapevo nemmeno delle donazioni, evidentemente nessuna donazione, andiamo lisci e forse nemmeno forse PayPal funziona, non lo so, però non vi preoccupate, non vi fate problemi. Tecnicamente siamo scarsi, abbiamo tolto il migliore Kvara e adesso rotto, e vabbè, ci fa la giocata svolta, Spinazzolo l'ha levato per Olivera. Buon pomeriggio, Nil. A questo punto non so quale risultato sia meglio. Provo a dire meglio vittoria Atalanta. In ogni caso, come le piccole sono difficili per noi, lo saranno, spero per loro. Speriamo che le piccole faranno sempre il loro dovere. Come sono difficili. È giusto come discorso, Nil, nel senso che è inutile dire qua è facile, qua è difficile. Non è così che si ragiona. Però sì, speriamo che diano filo da torcere e che rallentino tutto. Rende il campionato la lotta per lo scudetto molto mediocre, insomma, non ci sono squadre che si impongono e vanno veloci verso la vittoria, almeno finora non è stato così. Quindi si abbassa il punteggio generale e punto a punto la comandano i dettagli, perché poi sono i dettagli che fanno la differenza, i dettagli sono una serie di cose, sono la società, sono il mercato che hai fatto, sono gli infortuni, un po' di sfortuna, alcune scelte, le sostituzioni, l'arbitro, tutti questi dettagli poi fanno la differenza quando vai punto a punto. Se vince l'Atalanta andiamo tutti a pari merito a 61 e vabbè, cioè, capito, te la tieni e nessuno scappa, cioè l'Inter non scappa. Io preferisco sempre un pareggio perché tra le due non saprò chi starà più in forma nel finale di solito Gasperini fa sempre un grande finale, di solito Conte perde qualche punto nel girone di ritorno, ce l'ho fatto vedere Guido con i suoi schemi, e l'Inter vediamo se avrà la testa anche sulla Champions, eccetera, eccetera. Quindi io spero sempre in un pareggio perché non so in che stato di forma staremo e la quarta è abbastanza lontana. Certo, non puoi continuare con questa media perché altrimenti scivola anche il quarto posto. non c'è dubbio. Okafor è entrato bene, gli avrei dato più spazio. Sì, vabbè, io l'avrei messo addirittura al posto di Politano, nel senso, lo so, magari a destra non si trova alla grande, però lo stiamo vedendo, i bravi giocatori. Voi non dovete guardare le partite di Kvara perché uno vuole essere nostalgico, eccetera, eccetera. Lo dovete guardare poi tatticamente se vi piace il calcio. Perché sta sviluppando Luis Enrique un calcio molto molto evoluto là davanti con Dembélé, Barcola, Kvara, come si chiama quello? Due. Due. Dove Kvara gioca a destra, gioca a sinistra, quindi e sta giocando benissimo, quindi non è un problema mettere Kvara a destra, fargli fare il falsone. I giocatori che giocano a calcio, che hanno confidenza con la tecnica e col pallone, li puoi mettere dove vuoi. Non lo so se Okafor è questo tipo di giocatore, è entrato abbastanza vispo, probabilmente è arrivato il momento dove potrà meritare un po' di spazio, non lo so se se la può fare tutta una partita, ma rispetto a Politano non c'è una differenza enorme che tu dici, però Politano, come faccio a toglierlo? No, lo si può togliere in questo momento. Allora, sul finale avrebbe aiutato ad avere più densità a centrocampo, magari non togliendo Gilmour, ma Politano. Okafor Scott dietro Lukaku. Sicuramente poteva essere una soluzione. Però col senno di poi è facile dirla. Lui cambia 4 giocatori tutti insieme. Juan Jesus, vedete quanto è importante avere Rafa Marin. Si fa male, entra Juan Jesus, Conte lo aveva detto. Se si fa male uno dei due giochi tu, anche se è a destra, e quindi Juan Jesus mancino a destra. Il fatto di Anchissà non mi ha convinto. Okafor, poi Olivera e poi Simeone. Ti giri, che altro c'è in panchina? C'è Mazzocchi. E puoi mettere Mazzocchi al posto, qualcuno lo scriveva, Mazzocchi magari era meglio Politano. Non lo so, un Gong stesso, magari gli viene un frizzantismo e scarta qualcuno e mette un pallone in mezzo meglio. Non lo so, veramente non lo so.
Non vado dietro propagande varie come scudetto eccetera, sono più realista, sono mesi che lo dico, sono d'accordo con Guido, non siamo da scudetto, molto semplice, Lazio, Roma e Udinese. Lazio, Roma e Udinese. Ah beh, tu dici le partite che abbiamo steccato. Lo so, ma infatti ragazzi, esatto, il frizzantismo. Ragazzi lasciate i like perché non ho... ho solo i like oggi, non posso... Non c'è nessun altro tipo di supporto, quindi l'unica speranza per me per mantenere il canale in un certo modo è like, iscrizioni al canale, vi iscrivete al canale Telegram, tutto gratuito. Quindi, per favore, date una mano a Polly con i like. E quindi, capito? Poteva essere una cosa, Politano, però non lo so, ti giri quella qualità, viene un po' a mancare. Politano dopo i 60 minuti non ha più benzina, oggi era più appannato del sole, così anche una caforra a meta, sostituzioni tardive, non aggressive. Mancano circa 200 l'impegno, forse like, è uscito l'impegno. Un abbraccio Angela, tutti i calci d'angolo a favore diventano un pericolo. Lobotka va un po' panchinato, ammettiamolo, rischia mai la giocata, basta. Se panchini pure Lobotka, io veramente non so chi lo deve far girare sto pallone, perché... Sì, levi Lobotka, metti Gilmour al posto suo e poi ci devi inserire o un Anghissà che onestamente è ancora improponibile, o ci devi inserire Gilmour là, scusatemi, Billing là. Poteva essere una soluzione. Io non penso che il problema sia Lobotka, onestamente. Penso che il problema è più avanti. Proprio oggi che volevo donare 200 euro. Caro Francesco, ma c'è sempre PayPal, c'è sempre info@fluido.net, sta sotto in descrizione, se lo vuoi fare esce scritto, ci sta sotto la possibilità, poi non vi preoccupate. Ogni volta che possiamo allungare non allunghiamo, è successo troppe volte, qualcosa mi dice che quest'anno non ci tocca, Andrea sì. Se Mazzocchi è tornato dall'infortunio, è anche lui, vero, giusto Eddie, anche questo, come lo facciamo per Anghissà, il discorso lo facciamo per Mazzocchi, può essere che non fosse proprio in grado, cioè te lo porti per emergenza assoluta, c'è stato un momento in cui Di Lorenzo era a terra, Cittolog, e te lo porti per l'emergenza, però magari non è una soluzione che tu tieni presente. Neres non convocabile perché non hanno voluto rischiare, evidentemente non ha recuperato del tutto, cioè noi ci raccontano le cose ma non stiamo a Castelvolturno, non lo possiamo sapere. Se ci dicono Neres sta recuperando, accorcia i tempi, e poi non è vero, siamo vittime tutti di un racconto così campato un po' in aria, tirato a indovinare, eccetera eccetera. Infatti è folle aver preferito anche Billing su Mazzocchi che non entra, posso pure capirlo. In un campionato dove potevamo approfittare degli inciampi altrui, un'ennesima occasione persa, sembra proprio non meritiamo lo scudo, stasera quasi meglio vinca l'Inter, lascia Atalanta a distanza. Dani, ma poi alla fine che tu lasci l'Atalanta a distanza, io ci sto pensando, che ci cambia tra secondo e terzo posto? Non ci cambia proprio niente, sono pochi milioni di differenza. L'importante è non avvicinarsi al quarto, cioè non perdere talmente punti che una tra Bologna, Juventus, Lazio si riavvicina a te per il quarto posto e là puoi andare veramente in difficoltà e ti metti paura. Tra terzo e secondo posto a questo punto io spero sempre che si dividano la posta in modo tale che chi inciampa Fermi di... tutti, c'è del supporto. Vedi Anonymous? Tutta la vostra... Sono molto dispiaciuto, ma per il Napoli e per Valerio oggi sempre forza Napoli. Anonymous ha funzionato. Allora ragazzi, se volete supportare sapete come fare quando tutto manca, perché poi dovete ricordare sempre una cosa. Io perché vi dico di iscrivervi al canale Telegram dove lancio le notifiche? Perché noi qua su YouTube siamo sempre ospiti, questa non è casa mia, nel senso, un giorno loro decidono chiudiamo bottega, non vogliamo fare più questa cosa qua, i contenuti lunghi non ci interessano e noi come ce ne riemmo più. Ecco perché dovete stare sempre un pochino su tutti i social, seguire, perché un giorno o l'altro può succedere una cosa e non ci vediamo più. Non ho una televisione non ho un canale televisivo e quindi state tuned, come sapete bene fare. Un bacio da Anonymous, grazie Claudia, grazie infinite. Un bacio a te. Bologna sta terribile.
Per me stasera esce X, così ci intossichiamo ancora di più. L'X un po', vedi, a te per esempio ti intossica ancora di più perché avresti potuto allungare, prenderti 2 punti sopra tutte e due. Contemporaneamente ci sarà chi invece porterà l'altro racconto, ma è più rammaricato per non aver allungato, o più contento perché stiamo sempre lì e ce la giochiamo fino alla fine, così possiamo dire 9 finali, 8 finali, 7 finali. Lo avete capito il discorso? Per quelli che mi hanno mandato i messaggi, i commenti, non lo capisco, questa tua battaglia, questa tua crociata contro le finali, si deve giocare così. È un discorso ideologico completamente sbagliato, inventato, che non può funzionare, non ha mai funzionato, quindi vi ho portato a supporto, vi ho portato i dati e vi ho detto il Napoli è una squadra abituata a fare le finali. Quante finali ha fatto nella sua storia? Quante finali, questi giocatori, quante finali? E allora ci sarà una differenza tra squadre che fanno finali di continuazione e vanno in campo tranquille, oppure le squadre che tremano un po' le gambe perché è una finale. È una pressione in più, inutile, che non serve a nessuno. E poi le finali, lo sapete, no, lo sapete bene. Non te ne frega dei cartellini. E invece Di Lorenzo era diffidato, Anghissà era diffidato. Non te ne frega se poi ti spezzi una gamba perché poi dopo questa è la partita dove alzi un trofeo. Oggi non alzavi nessun trofeo vincendo col Venezia, altrimenti si va ai supplementari, si tirano i rigori. Non è così che funziona. Non si gioca per il pareggio se giochi la finale. Ma va bene così. Alessandro, premesso che Conte sta facendo un miracolo con la squadra che ha, ma che senso ha fare le solite sostituzioni ruolo su ruolo che non spostano niente? E che senso ha? Alle volte spostano. Alessandro, alle volte tu dici tolgo questo, metto quest'altro entra fresco, il Venezia si difende, è abituato a fare un certo tipo di marcature, gli cambio l'uomo e tecnicamente uno più fresco può fare delle cose. Perché? Ecco perché io ascolto sempre Conte per capire lui come la pensa. Poi noi possiamo essere in disaccordo. Conte era abbastanza soddisfatto dell'andamento della gara perché probabilmente andiamo a contare le occasioni. Ci sono state una serie di presupposti creati dal Napoli se avessimo avuto un pochino più di precisione nell'ultimo passaggio, se avessimo fatto dei tiri un pochino più efficaci. Qualche parata Radu l'ha fatta, quella su Lukaku sulla linea, colpo di testa di McTominay, la parata abbastanza plastica, qualche altra cosa, qualche altra preoccupazione l'hai fatta con Raspadori per esempio. Quindi Conte era abbastanza, secondo me, soddisfatto del piano gara e di come si stava sviluppando la partita. Serviva la stoccata che non è arrivata. Poi nell'analisi io sarò più preciso a dirvi se effettivamente possiamo essere soddisfatti o meno. Di base, se il portiere è il migliore in campo e oggi ha vinto il premio del migliore in campo, di base io sono soddisfatto. Però oggi sono un po' risulta triste perché oggi non volevo la prestazione, oggi volevo solamente i 3 punti. Non volevo il trofeo, volevo 3 punti, 1, 2, 3, uno sull'altro, uno sull'altro. Va bene. Alessandro, quando torna Neres più Okafor, secondo me torniamo a 4-3-3, anche secondo me, però ricordiamoci che pure questo è una sorta di 4-3-3 mascherato. Lo puoi chiamare 4-4-2, lo puoi chiamare 4-2-3-1 con McTominay un po' più esterno che però si accentra molto. Questo è, perché Spinazzola fa un pochino tutta la fascia, quindi quando Spinazzola fa tutta la fascia sembra un quinto, ma di fondo sta facendo il terzino. Perché? Perché se vediamo Di Lorenzo, concentratevi sempre su Di Lorenzo, è Di Lorenzo che vi fa capire qual è il modulo che stiamo giocando. Se Di Lorenzo fa le sovrapposizioni, si spinge in avanti, fa la mezzala e si spinge in avanti e fa le sovrapposizioni con Politano, cosa che ha fatto, vuol dire che sta giocando terzino a 4. È il Di Lorenzo che conosciamo. Il Di Lorenzo braccetto non ha questi automatismi incredibili e là se la deve giostrare con la mezzala il Politano per fare le sovrapposizioni, mentre la mezzala Gilmour non è andato molto, era molto più vicino Lobotka, e io amo sempre guardare le posizioni medie per non dirvi stupidaggini, che poi nell'analisi sarò più preciso. Ma se andiamo a vedere Lobotka centrale, Gilmour centrale un po' più a destra ma centrale, Di Lorenzo terzino,
terzino, vedete? Terzinissimo, quindi non è un braccetto. Rachmani è in zona braccetto, cioè centrale di destra, e Buongiorno centrale di sinistra, con Spinazzola che si fa tutta la fascia. McTominay deve fare un po' di tutto, Raspadori viene dentro così, quindi se lo vogliamo chiamare in un modo, io lo chiamo 4-2-3-1, con McTominay a sinistra, e tornare al 4-3-3, sì, capisco quello che dici, cioè ritornare a quegli automatismi con le due mezze ali che fanno gli invasori, McTominay chissà che facevano gli invasori, con lo Lobotka più basso, con il sovraccarico sulla destra, con il cercare di isolare Neres nell'uno contro uno. È chiaro, Neres è una cosa, Okafor ne è un'altra, però se torna a lui Welcome è to un the conto. community. Welcome to the community, in arte Renzo, grazie mille per esserti iscritto. Tutti dicono che abbiamo il calendario favorevole rispetto agli altri, e purtroppo questo è il racconto. Trovi il canale Telegram per le notifiche in descrizione. Non si può giocare sempre in 10, Politano e Di Lorenzo i peggiori. Non lo so se Di Lorenzo tra i peggiori, Politano sicuramente sì, non riesco a difendermelo oggi. Ci ha provato, ma come? Non è che non ci prova, la maglia sudata, da avere sempre la maglia su tutte queste frasi fatte, aiutate. La maglia, la sudata, ci basta? No, deve avere più qualità, sicuramente. Poi giocare in 10... Tu per esempio mi dici Politano e Di Lorenzo, c'è qualcuno che mi scrive di Lukaku, che a me non è che è piaciuto tantissimo, ma non è stato disastroso a livello di Luelli come altre volte. Gli hanno pure chiamato un fallo al contrario proprio pazzesco, clamoroso. Raspadori quel po' di suo l'ha fatto. Non mi ha fatto impazzire Gilmour onestamente. Oggi McTominay così e così, alla fine si rende pericoloso con i colpi di testa, con la sua presenza fisica, e in difesa Rachmani salva quella cosa sulla linea, altrimenti staremo parlando di tutt'altro. Allora, siamo alla mezz'ora, di conseguenza mi sposto per leggere, per ascoltare anche qualche vocale, se no perdo la voce. Amici bellini, buongiorno, un saluto da Torino, come sempre. Ho visto la partita dando libero sfogo a varie imprecazioni che non voglio stare qui ad elencare. Ok, partita a me, più che ai ragazzi, che li ho visti anche un po' sulle gambe in determinate occasioni, Pure la io. colpa la voglio dare al mister oggi, perché sono sempre stato un sostenitore di Conte, e tanto meno di Politano, e soprattutto non tanto meno di Politano. E il signor Politano era da togliere Fermi già al tutti. primo tempo, C'è era sulle del cosce, non supporto. capiva niente, e boh. Aspetta, che se mi leggo questo, ma come? Tutti a guardare la live, Napoli e Venezia stanno tirando i rigori ad oltranza da un'ora e mezza, e che finalona! Grazie. Grazie Alberto, tutti a guardare la live, tra l'altro è un orario anche particolare, perché avrei dovuto e avrei potuto, io mi sono reso conto che l'orario ideale è post, cioè post anche posticipo. Per postare i video non è ideale, devi stare tutto, c'è il tempo così. Per la live invece l'orario ideale è sul post, ma ovviamente devo faticare, quindi ho pensato bene di rilassare non andare proprio a caldo, perché a caldo si rischiava il peggio. E dopo un poco la live, ma ci sono ancora le partite, ovviamente queste sono le ultime partite di Serie A prima della sosta, quindi la gente se le vuole vedere, ed è chiaro che stanno tutti guardando i rigori, non c'è dubbio. Ritorniamo un attimo, scusami Pino che ti ho interrotto. Il signor Politano era da togliere già al primo tempo, era sulle Sono cosce, non d'accordo. capiva niente, e boh, e niente, è stato tenuto fino alla fine, cambi sempre all'ultimo. Occasione persa. Io, questa per me non è un punto guadagnato, ma sono 3 punti persi. Lukaku non era da togliere, non era stanco, non era da togliere, quel gol l'avrebbe fatto Simeone, ormai degno del più grande Vlahovic. Un saluto a tutti. Mi pigliasse subito a Vlao. Questo poi è un altro paio di maniche, nel senso che è un giocatore che non sta più in sintonia con il suo ambiente, che non sta più tranquillo. Quello è un giocatore, quella è una scommessa che una grande squadra che si può permettere un grande ingaggio, secondo me, deve fare. Secondo me potrebbe aver senso un ritorno dell'Arsenal, ma non ci interessa Vlahovic in questo momento. Lukaku avrebbe fatto quel gol? Non lo so, perché se poi gli capitava sul destro, Lukaku è sinistro, non lo so. Valentino.
Ciao Ale, ciao amici bellini. È un po' complicato commentare questa partita, sinceramente. Il primo tempo mi aveva fatto leggermente sperare che nonostante tutti quegli errori tecnici, 5 palle gol le avevamo create. Vabbè, Radu ovviamente versione prima, ma credo che nessuno avesse dubbi. Arbitraggio pessimo, non c'entra niente, ma pessimo, perché veramente ci hanno preso a calci tutta la partita. Quindi diciamo che anche quello un minimo influisce. Però Sempre. secondo tempo proprio zero idee, molto scarichi. Anche i cambi onestamente, ok, ne hai fatti 4 insieme, ma non hai sostituito quelli che stavano letteralmente a terra, perché Politano e Di Lorenzo veramente oggi proprio malino. Soprattutto Politano, l'ultimo calcio d'angolo penso sia qualcosa di, non lo so, ufficio inchieste, perché non so come fai a battere un calcio d'angolo del Brava, genere. E brava Valentin, mi pare che l'ho detto nella reaction, io lo so che questo vocale tu l'hai fatto 2 ore fa, quindi Eh, sì, è lì proprio che l'ultimo calcio d'angolo è là che non ce la faccio, dico che non ce la facciamo più. Poi dal basta, cioè alza sto pallone. E se non sbaglio poi da lì poi si scatena anche un contropiede. E, e niente, Eh, l'occasione onestamente era buona per mettere altri punti sull'Atalanta, sperando che comunque insomma si fermassero un po' a vicenda e quindi riuscivi a recuperare un po' di punti per stare più tranquillo, ma figurati se noi riusciamo a stare tranquilli in un campionato, ragazzi. Cioè, veramente mi sembra proprio ridicolo pensare di poter stare tranquilli. E, e niente, ragazzi, Esatto. godiamoci i supplementari. Io non so se mi li riesco a vedere, quindi poi mi aggiornate voi. Sì, una vittoria nelle ultime 6 partite, andamento della bassa classifica, quello che vi dicevo, lo stato di forma prima della Fiorentina, pessimo. Da lì parte il contropiede che ha fatto arrabbiare Conte. Esatto, amico mio, ed è proprio lì. È proprio lì che funziona così. Avevo letto un altro messaggio. Non sopporto Conte. Calma, calma. Sopravvalutato come Ancelotti. Calma. Rigore annullato per il Napoli. Per doppio tocco. È chiaro. È chiaro. Dusan almeno gioca a 1000 possibilità di dimostrare Simeone povero no, vabbè sì, poi Vlahovic ha anche smesso di giocare. In questo momento è stato scavalcato da Colomani e adesso vediamo se, perché Motta fa delle scelte anche un po' alle volte per stupire, però sì, nelle ultime partite ha perso completamente il posto ed è stato inserito sul 3-0 con l'Atalanta, è stato un pochino anche umiliato. Bologna 4-0, 250 like. Bologna 4-0, caspita. Pesante, eh? Cioè la Lazio un buon campionato ha fatto finora, insomma sta andando avanti in Europa, eccetera, eccetera. Però poi prende queste scoppole pesanti che possono... Castro? Io poi non lo so se l'ho messo, che c'ho un bel attacco nel mantra e potrebbe avermi rovinato Leao stavolta. Potrebbe avermi rovinato Leao, che mi pare di aver messo Leao e Leao mi rovina sempre. Vabbè, fare laterali, calci d'angolo e cross non sono roba per noi. Andiamo avanti. Ah, e poi io così la butto là. Ma noi comunque abbiamo scelto di far entrare in una partita zozza come questa Anghissa appena tornato da un infortunio e diffidato. Sì, Chiedo, io sì, chiedo. sì, sì. Purtroppo non saremo mai all'altezza dell'Argentina, ancora campioni in carica del mondiale. Non abbiamo giocatori come Messi, Di Maria, McAllister, Otamendi, Romero, il Rosa, Emiliano Martinez, anche gran bare rigori. Sarebbe stato utile oggi per i rigori. Non siamo all'altezza di certe squadre, ad esempio anche la Germania, la Spagna, il Brasile. L'Italia. Purtroppo la finale mondiale è molto difficile vincerla, è una dura realtà. Poi ti esponi se una cosa poi diventa ridicola, ti esponi al ridicolo, non c'è niente da fare. Bologna sorpassa Juve al 4º posto, fa sempre piacere, non vorrei infierire, ma manca proprio la giocata che ti fa la differenza, quella di Kvara che ti sblocca la partita bloccata. Caro Ant, non è questione di infierire, è una lettura tecnica. Ora, al di là, può essere Kvara come poteva essere Neres, che in questo momento non hai. Sì, è proprio così. Nonostante il Venezia non è che abbia fatto una partita tutta chiusa in difesa, sono ripartiti anche. Nel primo tempo c'era equilibrio di possesso palla, quindi se la sono giocata. Però sì, capita quando tu non hai questi 1-2 fortissimi, velocissimi, non hai grande impatto di intensità e ti serve quello che a ritmi più bassi
ti punta all'uomo, se ne porta due appresso, libera poi un altro, eccetera, eccetera. Non vogliamo parlare di Kvar perché la gente si piglia colore, non parliamo di Kvar. Parliamo di Neres, vogliamo parlare di sfortuna, poteva servire qualcosa in più? Sì, onestamente. A me mi va pure bene, me lo voglio, non mi va bene. Bugia, non mi va bene Okafor. Me lo voglio far andare bene, ma che lo prendi a dicembre e a gennaio è pronto. Siamo al 16 di marzo e quello che ha dovuto sostituire Kvara non è pronto. Non è pronto fisicamente. Poi sarà 5 volte più scarso. Sarà capace di fare un grande gol in rovesciata, il gol decisivo, ma in questo momento non ce l'hai. E quindi ti sei indebolito non poco. Io capisco e sono il primo, porterò la bandiera di alcuni richiami a Conte nello specifico, perché dobbiamo valutare partita per partita. In questa partita, se non ci è piaciuto va benissimo, ma poi nel computo generale, quella frase di Conte dice: qua sembra che tutto è normale, che dovevamo lottare per lo scudetto come se niente fosse, ti vendono il migliore ed è tutto normale, ti manca quello ed è tutto normale. Non è tutto normale, e purtroppo noi siamo molto concentrati sulla squadra perché la squadra viene prima di tutto. Però quando poi capitano le partite così, le partite deludenti, è normale che uno si guarda indietro e dice questo. E non voglio nemmeno costringere a lui a rimanere. Se lui se ne vuole andare, se ne deve andare. Oggi si sta parlando di Anghissà. Anghissà ha deciso di cambiare aria, ci fanno sapere. E molti stanno scrivendo giustamente: che gli vuoi dire? Va bene, vedi di portarci un'offerta in modo tale che non ti perdiamo a zero, è stato buono, va benissimo. Quindi va benissimo, salutiamo pure Kvar, ma lo vuoi sostituire con un giocatore di grande livello? Perché Kvar è un giocatore di grande livello, che ce ne vogliono raccontare? È un campioncino in divenire e lo sta dimostrando già. Perché l'ha dimostrato nelle partite di Champions League, le partite pesanti, e sta giocando titolare. Dietro di lui c'ha dei ragazzi che sono fortissimi, perché lì Doué, quegli altri che ci sono fortissimi, e se la sta giocando lui perché evidentemente è un giocatore che vale, e ci hanno raccontato il contrario, raccontandoci il falso. Quindi in queste partite ci dobbiamo abbracciare tutti, noi nella community, per cercare di non perdere la pazienza, perché ci sarebbe da perdere la pazienza ad ogni partita che quello non gioca con noi senza il suo sostituto. Io comunque non mi aspettavo niente di meglio dall'ennesima partita delle 12:30. È vero, questo è un altro tema, non me lo sappiamo l'andazzo di questi orari con queste squadre. È vero, altro tema, non facciamo mai bene alle 12:30. Io vi avevo detto, non lo so se come avete reagito al video di ieri della conferenza, io lo avevo visto teso Conte, poi non lo so se lui è teso di base quando sta a 24 ore sulla partita, perché lui ha detto io sono sempre teso prima della partita, ma mi è sembrato particolarmente preoccupato di questa partita qua, quando lui dice chiedo di più a Lukaku, chiedo di più a Politano, mi deve dare di più. È come se avesse sudorato qualcosa. Evidentemente ci metti l'orario, ci metti che è l'ultima partita prima della finale dei mondiali, la pausa che poi porta alcuni giocatori già a partire per le nazionali, altri che ci sono le, tra virgolette, le vacanze, la sosta. Evidentemente lui, che ha vissuto spogliatoi di tutti i tipi, avrà avvertito, secondo me, che c'era un calo che può essere fisico, psicofisico, un calo di tensione, eccetera, eccetera. Conte era teso, il calo di tensione Conte non l'ha avuto. La squadra forse. Sono già iniziati, Marione, li stiamo seguendo su Telegram. Mannaggia miseria. No, veramente, il fatto del campo non bagnato mi ha molto rattristato da parte di Conte. Comunque, vabbè, a parte l'intossicamento, sempre i cambi. Poi già vedo critiche a Simeone che sbaglia, l'unica occasione che riesce ad avere. Cioè, io dico, quando il fuoco si sta spegnendo, lo si alimenta e si prova a tenerlo vivo, no? Perché lui deve sempre aspettare che la squadra si spegne completamente prima di cambiare? Perché poi è ovvio che se entra qualcuno, c'ha dei compagni spenti. Anche se cambio sbagliatissimo, io proprio non lo so, non sa leggere le partite per me. Cioè, lo so che pure anche di chi metti. Però c'è Politano, Di Lorenzo e Lobotka che dovessero uscire, secondo me, si vedeva già alla fine del primo tempo, e hanno fatto 90 minuti tutti e tre.
Poi Lukaku, ok, però non è che può fare una partita dove dà il contributo e un'altra dove non fa proprio nulla. Però vabbè, dai, speriamo che finisce in fretta sta stagione. Ma Di Lorenzo, Massi, come lo toglie Di Lorenzo? Di Lorenzo, se il suo sostituto è Mazzocchi, e già di base Di Lorenzo Mazzocchi è una sostituzione che non vedrai mai se Di Lorenzo non chiede il cambio. Ci aggiungi che pure Mazzocchi veniva dall'infortunio e quindi non era al massimo, ma quando lo vedi il cambio di Lorenzo Mazzocchi? Non lo vedi con Conte, ma non lo vedi con Spalletti, non lo vedi con Mazzarri, non lo vedi con Calzona, non lo vedi con Garcia, non lo vedrai con nessuno il cambio Mazzocchi di Lorenzo. Già con giocatori, io non lo so quale dovrebbe essere il vice di Lorenzo. Non esiste il vice di Lorenzo, il vice di Lorenzo non è mai esistito. Un giocatore all'altezza, diciamo quell'equilibrio che ci poteva essere tra un Politano e Lozano, quell'equilibrio che possiamo vedere oggi più o meno tra Lobotka e Gilmour, quell'equilibrio là, Mario Rui Oliver, con Di Lorenzo non c'è mai stato. Quindi Di Lorenzo è destinato a giocarle tutte finché non si fa espellere o non si fa un infortunio. Non c'è alcun dubbio, non ho dubbi su questo. E poi può arrivare pure Italiano, può arrivare anche Motta, quelli là che cambiano molto giocatori. Di Lorenzo gioca sempre, giocherà sempre. Su questo veramente non c'ho nessun dubbio. Ciao Vale, la sensazione dei 2 punti buttati è brutta, anche se Radu migliore in campo, pure che ha giocato solo 45 minuti perché il secondo tempo è male. Ti faccio una domanda, ma secondo te Antonio non cambia prima dell'80° perché in panchina siamo scarsi o perché lui è proprio così? Perché secondo me è proprio così e ce ne accorgiamo pure l'anno prossimo. Ciao. Bella, l'hai data la risposta, cioè nel senso, secondo me lui non si fida e ci hanno raccontato che Conte sceglie un po' il gruppetto suo e va avanti così. Raffa, la Coppa Italia, ha mandato al macello tutta la panchina, li hai mandati al macello, quindi lui non si fida, ha detto fammi vedere un po' se siete bravi, li metti tutti insieme, è normale che capitolano contro la Lazio, quindi quella cosa io mai gliela perdonerò assolutamente. Di conseguenza mi hai comunicato che tu delle seconde linee non ti fidi, poi che Billing entra e riesce a lui la giocata decisiva, ci raccontano il Napoli c'ha profondità di rosa perché anche Billing, anche Gilmour, ma sotto sotto Conte non si fida, perché se mette Anghissà al posto di Billing nelle condizioni di Anghissà, da strato fisico e il fatto che fosse diffidato, vuol dire che lui non si fida assolutamente. Quindi che siano scarsi quelli in panchina è un giudizio che possiamo dare noi sulla base di quello che abbiamo visto, però sappiamo anche che quelli che non hanno continuità è difficile che poi entrano in ritmo partita. Li vediamo solo e se capitano quegli infortuni che permettono all'allenatore di fare la scelta obbligata. Prendo e collego il fatto che Musa non possa giocare la prossima partita risolve un problema con Seisao, perché sai, la scelta obbligata, e con la scelta obbligata almeno non ti possono dire avresti potuto mettere Musa al posto di Fofana, per esempio, Reinders più avanti. Sei obbligato e quindi così devi giocare. Quindi io non lo so se è proprio un limite di Conte o se sono proprio veramente scarsi quelli là che stanno in panchina, ma di sicuro so che non si fida. Questo te lo posso dire tranquillamente. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno Valerio. Ci ha mandato sta domenica, possiamo dirlo senza troppi problemi. Primo tempo siamo partiti male, dal 15° in poi forti, il palo di Jack, sfortunati, tante parate di Radu. Secondo tempo non l'ho capito, a parte che abbiamo sofferto troppo le palle lunghe per tutta la partita, ma vabbè. Mi ha fatto incazzare l'ultimo contropiede, subito, perché per me è inammissibile battere quegli angoli così mosci, l'ultima palla della partita praticamente, e stavamo rischiando di prendere gol, Politano battuto veramente male. Non ho capito perché non è entrato Billing, lasciando riposare Anghissà, avremmo magari potuto anche scongiurare una convocazione in nazionale, o comunque preservarlo per le 2 partite che sono pure partite mondiale, quindi se è entrato e ha giocato, lo faranno giocare. Vabbè, forza Napoli sempre. Senza dubbio, sono partite di qualificazione e sono d'accordo con te, quel cambio là non l'ho capito. Sì,
basta vedere dove è la linea di dimarcazione tra il primo tempo e il secondo tempo, dove non succede molto, non succede quello che è successo a livello di occasioni nel primo. Luigi, tu mi fai la domanda da $1 miliardo, perché Conte non smentisce le voci sulla sua partenza nonostante abbia un contratto per altri 2 anni? Primo, perché non è il caso di chiedergli queste cose qua. Secondo, Conte nel suo storico cosa ha? Ha un lasciare la squadra a inizio campionato, pochi giorni prima dell'inizio del campionato, perché non contento di quanto fatto nel mercato, eccetera, eccetera. Conte, uniamo i puntini insieme. Conte che cosa ha detto? Ha detto: io devo dare anche una mano a Manna, devo anche vedere, perché Manna è giovane, un po' inesperienza. Manna stesso ci ha detto: io a certe cose, tornando indietro, le avrei fatte diversamente. Ci siamo mossi nel mercato estivo l'anno scorso? Sì. Dopo però l'inizio già del campionato abbiamo accelerato, nonostante la situazione di Osimhen, abbiamo accelerato per forza, dovevamo accelerare, che facevamo? Cominciamo il campionato senza McTominay, senza Gil, e chi motivi in campo? Khedira, continuavi con Khedira? No. Quindi abbiamo accelerato lì. Bene, ci siamo messi in cammino, abbiamo messo il fieno in cascina, eccetera, eccetera. Ma Conte non credo che sia stato entusiasta del modo in cui si è mosso il Napoli, perché la situazione di Osimhen tu la sapevi già. Conte arriva dice: guarda, metti il veto magari su Kvara, non te lo vendiamo, su Di Lorenzo, recuperalo, ci mettiamo d'accordo. Osimhen non ci puoi mettere bocca perché se ne deve andare, se ne vuole andare per forza, e costa 10 milioni a noi, quindi non ce lo possiamo permettere. Deve andare via. Lui se ne vuole andare, noi lo vogliamo bene, deve andare via. Benissimo. Conte accetta tutto questo e si aspetta di avere poi il budget di Osimhen almeno per sostituirlo e prendere Lukaku e mettere altra roba dentro. Napoli costretto a farlo a prescindere, perché arriva poi se lo porta poi alla fine la tarantella di Osimhen. Ora però poi questa è l'estate. Poi Conte guarda l'inverno, guarda che cosa hai fatto a gennaio, nelle conferenze prima del mercato, speriamo di non indebolirci, ci siamo indeboliti. Di conseguenza, l'anno prossimo, se tutto va come deve andare, il Napoli sarà in Champions League, e lo abbiamo visto, anche squadre attrezzate che vanno in difficoltà, l'Inter c'ha 2 squadre, possono andare in difficoltà anche loro. Il doppio impegno Conte lo soffre tantissimo, non è un allenatore da doppio impegno. Cosa si aspetta Conte dal doppio impegno? Di avere, non dico una seconda squadra forte come la prima, ma si aspetta molto mercato. Secondo voi riuscite a metterci la mano sul fuoco che se il mercato, se è arrivato verso luglio, non lo può fare subito, o si parlano chiari subito, dice, a giugno dice: guarda, queste sono le nostre possibilità, questi sono i nostri obiettivi, li mettiamo, questi sono, se fallisce questo obiettivo, questi sono i piano B, ti sta bene? Altrimenti, contratto o non contratto, Conte alza e se ne va. E dovete stare tranquilli su questo, perché i contratti nel calcio non servono a nulla. Kvara c'ha il contratto fino al 2027, sono tutte cazzate. Kvara se ne va, se se ne vuole andare se ne va. Osimhen se se vuole andare se ne va, anche Osimhen aveva il contratto. Tutti hanno il contratto non serve a nulla. Spalletti aveva il contratto, Mertens, la PEC, non servono a nulla. I giocatori, gli allenatori restano se sono nelle condizioni di rimanere. Che Conte faccia il Masaniello e ti dica: io c'ho il contratto, lo lotto fino alla fine per rimanere alla grande perché questa squadra è il progetto. Conte non te lo dice, perché Conte è più onesto probabilmente di molti altri che invece ci vogliono raccontare delle cose. Ma se io mi sposto, secondo voi, da questa parte e aggiungo alla scena, vediamo ciao! Chissà se mi sente? Buonasera amiche Bellini, buonasera Valerio, buonasera a tutti. Sono molto in trasferta, quindi potrò essere rapido e Vai. indolore e non so come si vede. Si vede bene. Un po' salta, però come immagine.
come immagine è bellissima, come no, non sentiamo niente perché chissà se sta prendendo fiato. Perché sto all'interno, ho visto lì la connessione è molto fragile mentalmente, Fragile mentalmente. come il Napoli. Vedo che vola. Valerio, com'è finita i supplementari? Chi ha vinto? Siamo ancora sullo 0-0, quindi dobbiamo andare ai rigori. No, il fiato c'è, mi sa che la connessione, siamo in mezzo agli Sì. ulivi, quindi ci aggiorniamo un'altra volta, non è giusto che sia va bene. scadente. Guido, la classifica Guido, come Fatemi sta? Meno sapere 2 com'è o più 0? finita Non so, non i è colpa sua. supplementari. Grazie. E non vi Gol di Simeo, ai supplementari. ai gol di rigori, Simeo. ai rigori. Ok. Ai rigori abbiamo Lukaku, ma è Va bene. uscito, Raspadori, ma è uscito. Juan Jesus Che sta parlando tira dei bene. rigoristi. Va bene. Vediamo. Io ringrazio Guido, è stato carino, ovviamente aveva chiaramente degli impegni lavorativi, ci tiene comunque Guido sempre a passare anche solo per salutare. I tuoi video sono la mia dipendenza, Luigi, è arrivato su PayPal, ti ho letto, grazie Luigi. Un abbraccio a tutti voi che volete supportarmi anche quando YouTube mi viene meno. Grazie mille. Grazie mille, siamo solo all'80 di gennaio, apprezziamo lo sforzo di Guido e volevo dire a Davide sì, ho visto, mi risulti con la stellina qua, per esempio se sei abbonato tu puoi lanciare adesso delle emoji particolari, per esempio il fate fatica, dovresti trovare, se fai 2 punti fatica dovrebbe uscire, io non lo so se funziona qua, 2 punti fatica, non lo so se a voi esce. Stavo cercando di aggiornare tutte nuove emoji. No, però se lo scrivo male nemmeno può andare bene. Se lo devo scrivere bene, forse fatica. Niente, non mi esce a me. Magari esce a voi. Il 5-0, non lo so, Peppi, quando tu lo metti esce l'emoji, perché a me non esce perché questo sistema è fallace. Ma voi lo vedete? Vabbè, non lo possiamo mai sapere. Non lo possiamo mai sapere. Ritorniamo ai vocali. Angelo. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. No, ma è un cambio di filosofia allucinante. E chi non vede questa cosa qua? Vedi? Che parte poi un altro vocale. In questo caso non era Achille, ma era partito un altro vocale. Tutta la differenza Inter, Monza, Venezia, Napoli, poi questione di millimetri. Amici bellini, ciao Valerio, mi dispiace che tu ti sia dovuto svegliare alle 6:30, come ci dicevi nel video di presentazione della partita, per questa partita molto blanda, e soprattutto per quanto riguarda più che altro la fase di realizzazione della squadra, di concretizzazione che effettivamente noi stiamo concretizzando, probabilmente magari poi con Guido quando ci sarà ne parleremo, con quella concretizzazione delle costruzioni di azioni da gol, penso che la percentuale sia molto bassa. Quindi io volevo fare in realtà un post muto, però appunto questa è una prima domanda da fare a te e a Guido, e la seconda domanda è: quanti punti il Napoli perde tra marzo, aprile e maggio, anche considerando l'anno scudetto? Qual è stato l'anno dove abbiamo fatto più punti in questi 3 mesi? E questa è la mia domanda a te, e la seconda domanda a te e a Guido. Un saluto a tutti, buona domenica ragazzi. È molto interessante e qua serve il miglior Guido però, con i suoi dati. Volevo recuperare un attimo anche gli XG, giusto per sfizio, per capire se... Allora, Venezia 0,73, Napoli 1,54. Che ci metti il palo, eccetera, eccetera. Quindi a livello di XG noi un golletto lo avremmo dovuto fare. Poi per quanto riguarda la perdita dei punti, allora io volevo, dato che Guido è stato molto carino, faccio una cosa al volo e la faccio con voi qua. Mi sposto, recupero una cosa, lacuna blu.
Laguna Amara, Umberto è sempre geniale. Allora, mi sposto, faccio una cosa proprio al volo per voi, perché tra i vari schemi che mi ha mandato Guido, secondo me quello più interessante è l'andamento di Conte nei gironi. E vi spiego il perché. Allora, se io mi sposto un attimino, faccio una cosa proprio a volissima, perché è importante farlo. Allora, se me la metto qua, riusciamo a farlo? Salva immagine. Sì, permette, sì, in download, esatto. Dopodiché, se io mi sposto di qua e devo fare tutto al volo perché sennò impazzisco completamente. Allora, vediamo un pochino se ci riusciamo. Se ci riusciamo. Questo è il Napoli, questo è Conte in Serie A. Benissimo, possiamo analizzare già questo. Conte in Serie A, vedete, vittorie, partite, pareggi, sconfitte, per riprendere il discorso di Guido. Senza di lui non è la stessa cosa, ma ci proverò indegnamente. Come vedete, allora in questo momento è sempre parziale, però siamo a 4 sconfitte col Napoli, 7 pareggi, 18 vittorie, che è una media, secondo me, che ci siamo con le sue, ovviamente. Quelli che sono gli altri numeri sono numeri finali di partita. Quindi lui già ha fatto, per esempio, del secondo anno con l'Inter, già raggiunto il massimo dei pareggi e si è giocato una sconfitta in più. Quindi se le vince tutte le altre finali, eccetera, eccetera, già sarebbe una cosa, ma non mi sembra una squadra che può fare questa cosa qua. Conte punti in campionato. No, Venezia, Conte punti in campionato. Questa era la cosa interessante che vi volevo far parlare, perché se diciamo sempre che l'Atalanta è una squadra che nelle seconde parti del campionato va più veloce dell'andata, Conte, guardate bene, vi faccio arrivare anche la freccia così non vi perdete niente. Conte, differenza, andata e ritorno, differenza, partiamo tutto lo storico suo, anche col Tottenham, anche col Chelsea. 2 punti in più il primo anno con la Juve, -1, -2, -5, -8, -10 nel girone di ritorno. 9 punti in più con l'Inter il secondo anno, non vale ovviamente col Tottenham perché una volta subentrato, una volta esonerato. E da qui possiamo fare insieme, se ce l'avete presente, la classifica Guido del girone di ritorno, perché qualcuno diceva +0, qualcuno diceva -2. Facciamo insieme i calcoli in chat. Billing, vi state divertendo, eh? Con Gattuso 34 punti su 42 da marzo a maggio senza sconfitte. Sì, me la ricordo quella cosa che poi non fu non bastò per arrivare poi in Champions. Sta storia delle finali porta sfortuna. Tutti parlano di Kvara, dobbiamo parlare chi rimpiazza Osimhen. E ci sta. Vuoi parlare di Lukaku? Che però Lukaku c'è ancora. Cioè, Kvara non è stato sostituito. Lukaku va a sostituire Osimhen. A livello di numeri io sono ancora di base soddisfatto di Lukaku. A livello di prestazioni così e così, io non lo so nemmeno se Conte poteva sviluppare questo calcio con Osimhen. Io ci ragionerei su Osimhen, perché Osimhen non è uno che spalle alla porta. Con Osimhen dovevi fare un altro tipo di calcio, quindi non potevi fare questa roba qua. Magari non avrebbe avuto tanto senso McTominay, quelli che si mettono e si buttano dentro, anche chissà, McTominay ce l'avrebbe fatto più con Osimhen e ne avrebbe fatti probabilmente meno il centrocampo. Allora, assurdo, con Gattuso non andiamo in Champions proprio a casa delle piccole, Cagliari e Verona, ma i cambi al 72esimo, Billing, cambia al 77esimo, amico mio, no 72esimo, al 77esimo, e su Billing ne abbiamo parlato. Davide, a fine live tu mi devi scrivere su Telegram @ValerioFluido, a fine live tu mi dici sono Davide e io ti aggiungo personalmente al gruppo Telegram. Perché non ha fatto giocare Billing? È quello che ci stiamo chiedendo un po' tutti. Vedo che aumentate perché è finita la partita del Bologna. Di conseguenza
fatemi vedere, Real Madrid, eccetera, eccetera. C'è Roma-Cagliari, metà 0-0, ma interessa poco. Se Lukaku gioca a spalle alla porta, chi fa i gol? O li fa Raspadori che gli gira intorno e arriva, o li fa McTominay, o li fa anche Lukaku che ogni tanto si deve girare, non può giocare solo spalle alla porta. È il discorso che abbiamo fatto in tutte le altre partite. Questa volta non ci siamo riusciti perché un po' abbiamo provato, ma non siamo intensi e veloci come lo eravamo un tempo. E un pochino il portiere, perché Lukaku l'aveva fatto il gol, il portiere l'ha bloccato sulla linea. Cioè, ci sono altre problematiche secondo me un pochino più importanti di Lukaku in questa partita. Poi in generale va benissimo, si mette in discussione chiunque, e figuratevi se Lukaku. Io vi ho fatto il paragone col cellulare, e quindi sì, X stasera, X. Quel girone di ritorno con Gattuso out, perdemmo una sola partita a Bergamo. Perché non si vincono queste partite da vincere solamente con la superiorità tecnica? Perché è poca. Secondo me questa sembra una specie di piccolo Okafor, perché la superiorità tecnica che il Napoli ha rispetto ovviamente a giocatori che io non conosco molto bene, quelli del Venezia, non è eccelsa, non è eccezionale, non è gente che si piglia il pallone e lo nasconde, no. Sono giocatori bravi, sono alcuni giocatori meno bravi, alcuni giocatori bravi che possono giocare così e così, altri giocatori meno bravi che possono andare oltre i loro limiti, ma non stiamo parlando di giocatori di livello mondiale che prendono il Venezia e lo stritolano. Poi ricordiamo che ci sono anche le partite in cui il Liverpool esce con la squadra della FA Cup, di altre categorie, capita la partita così, ma non questa partita qua. Questa partita qua tu devi dimostrare, e hai ragione a chiedertelo, devi dimostrare che sei più forte, punto, e basta. Non c'è campo non bagnato che tenga, non c'è l'arbitro che tenga, devi andare là e devi farla la partita. Attento alle mosche, non lo so, attento alle mosche che cosa può significare. Candé di testa le prendeva tutte. Candé che lo ammonisci, mi diceva, penso che fosse Giorgio May. Io avevo detto dopo l'Inter 9 vittorie e 2 pareggi per vincere il campionato. Un pareggio l'abbiamo già fatto. Luigi, allora teniamo un pareggio e 8 vittorie da fare, perché mancano 9 finali. Quindi un pareggio, perché la vittoria l'abbiamo già fatta. Esatto. 300 like. Io con tutto il bene voglio essere positivo, che adesso il Napoli cambia marcia, la sosta è servita per... Arriva al momento, gliel'hanno fatta la domanda, arriva al momento giusto questa sosta, oppure ritiene che serviva ritirare il fiato? Se uno tira il fiato va bene, ma se questi viaggiano e giocano e chissà come giocano e chissà come tornano, non lo so, non amo, però la stessa sorte la avranno le altre squadre. Di conseguenza, se il Napoli ritorna alla fine della sosta con il Milan, ritorniamo alla grande, va bene, io con grande positività, ci viviamo le 9 finali, eccetera eccetera, ma se i presupposti sono questi, io metterei già il terreno, il tappeto per cominciare a festeggiare la Champions League. Vorrei arrivare il più presto possibile alla come si chiama? La certezza matematica per la Champions League. Da lì poi ti puoi giocare qualsiasi chance, eccetera eccetera. Non vorrei che la community poi ci resti male, che dice tenevamo questa opportunità, troppo, dal 10° posto al 1° posto è troppo. Lo ha fatto il Chelsea, sì, ma noi non abbiamo le stesse possibilità. Vorrei proteggervi dalla possibilità di rimanerci troppo male. Vi ho sempre detto, e lo ripeto, il Napoli se lotta per lo scudetto, e stiamo lottando per lo scudetto perché siamo a 61 punti, l'altre un punto in più, un punto in meno, 2 punti in più. Se il Napoli lotta per lo scudetto, con fiducia vi dico, ci andremo in Champions, non c'è problema. Se il Napoli ha deciso di crollare verticale e non ci ripigliamo più e usciamo pure dalla Champions, diventa una tragedia e diventiamo tutti quanti virali. Però noi, a partire dai presupposti di una stagione che era così e che comunque non ti ha riportato una squadra che vince lo scudetto a mani basse, è una squadra che se lo sta lottando secondo me oltre le proprie possibilità, e quindi la Champions la dobbiamo esaltare,
la dovremo festeggiare e ci tengo moltissimo, è importante dirlo adesso, dirlo in queste giornate dove la possiamo dare una critica a Conte, così sul complessivo, quello che Conte è riuscito a tenere in piedi e a tenere unito con lo scotch nel complessivo di una squadra che sapevamo che molti se ne volevano andare, poi escono gli altarini. Secondo me è bene che non rompiamo tutto. Allora, fatemi vedere se riesco a ritornare nella situazione dei vocali, perché non è facile farlo così a volo, perché c'erano altri vocali che volevo ascoltare. Si può fare, tutto si può fare nella vita. Benissimo, benissimo. Avevamo ascoltato Angelo. Buongiorno Valerio, buongiorno amici bellini, Buongiorno. anche se buongiorno non tanto, Buongiorno. soprattutto per te che ti sei svegliato presto mi dispiace, Polli, anche se lo buongiorno so. era titolare, quindi fondamentalmente alla fine buongiorno c'era, quindi almeno quello. Passando a cose serie, ho visto la reaction, Okafor al posto di Politano è una cosa che ho detto anch'io sul gruppo, quindi diciamo me ne vanto, Vai, perché no, ho detto ma la stessa cosa e l'ho scritta sul gruppo, era logico. l'avrò ripetuta anche dopo, provarla a cercare. Fidati, almeno questo, una soddisfazione oggi. Cosa volevo dire? In questa sfida a 3, perché penso che ormai non riesco a essere serio dopo una partita del genere, perché è una cosa che vediamo sempre, o almeno lo vedo spesso, un Napoli che ci prova fino all'ultimo e poi magari perde con una squadra di quelle piccole, insomma, rientra un po' in quella che è stata la tua paura nelle ultime settimane, no? Di giocare con le piccole. Ma in questa sfida a 3, che poi non sappiamo se diventa una sfida a 10, chi la vince? O almeno chi la perde, visto che nessuno vuole arrivare al primo posto, Come a nessuno 10? sta lottando per il primo posto. Che intendi a Anche 10? perché dopo gli infortuni i giocatori bruciano tanto l'età. Aspetta. È un'ultimissima cosa. perché Che intendi mi è a 10? piaciuta l'intervista di Conte nel post partita. Manca a me, non mi è piaciuto. Qualcuno magari mi può correggere nei vari commenti. Un Conte che parla di un campo duro, di giocatori avversari freschi, di un campo non bagnato, che sinceramente sono cose che a me personalmente non piacciono, o almeno non aiutano la squadra a cercare di capire dei propri errori, ma sembrano più scuse. E sta cosa mi ricorda Mazzarri, e non può fare a meno di ricordarmi Mazzarri. Criticami, dimmi che mi sto sbagliando No, io è come ti fammi sapere un tuo pensiero. E come ti critico, Angelo? Purtroppo voi mandate i vocali subito dopo la partita e io sono costretto già a parlare della live prima, così, quindi abbiamo finito col dire la stessa cosa, perché è una cosa mazzarriana, insopportabile, e il tempo effettivo di gioco è stato 49 minuti. Allora, Pasquale, ti faccio partecipe di una cosa che ha scritto Guido e che ci ha ripetuto Guido non solo quando scrive in privato, solo cose nostre, però è una cosa che lui ha detto spesso alla community nelle sue live. Nei secondi tempi si gioca sempre poco, si gioca sempre di meno, sono sempre spezzettati. Questo ha l'ennesima potenza quando parliamo del girone di ritorno, il finale delle partite, sempre più il fallo qua, il fallo là, spezzi il gioco, eccetera, eccetera. E aggiungo una riflessione mia personale, che per riabilitare un attimo Conte, perché stiamo dando addosso a Conte così, perché Conte vuole sempre iniziare forte, perché Conte nei primi tempi di solito cerca sempre di azzannare, magari di fare un gol subito, di farne 2 e poi magari se ne scende dopo, perché sa che dopo sviluppo di gioco nei secondi tempi ce ne sarà poco. Allora tu vuoi fare la partita più aggressiva possibile all'inizio, perché all'inizio le squadre prendono le distanze, capiscono, ci sono meno falli sistematici, nel secondo tempo non si gioca proprio più. Allora se l'effettivo di gioco, e noi abbiamo fatto un grande studio sull'effettivo di gioco anche nel periodo di Spalletti, è così, e quindi quando il primo tempo purtroppo non si è riuscita a sbloccarla, il secondo tempo diventa un secondo tempo più di nervi, un secondo tempo più di... serve la giocata del singolo, la grande campione, perché è difficile arrivarci con calma, con lo sviluppo, pressi e vai. Lo abbiamo fatto con l'Inter, è arrivato poi quel gol all'ultimissimo, però non è facile farlo, e quindi la riflessione su Conte, perché Conte di solito parte forte e poi si abbassa, è anche su questo. Perché si parla sempre poco di Francesco come allenatore? Perché Di Francesco ha avuto la sua occasione con la grande squadra, con la Roma non è andato poi benissimo, si ricorderanno delle imprese però, no? Quelle imprese
penso che fosse lui col Barcellona, però si ricordano anche grandi sconfitte, e poi è scivolato un pochino in squadre che sono sempre invischiate nella lotta per non retrocedere, e quindi non lo so, se è un giocatore, è un allenatore di medio livello che meriterebbe una squadra di medio livello e non una squadra di basso cabotaggio. Mamma mia, cabotaggio. Fatemi vedere se sono finiti i vocali. No, Francesco. Sono le 16:39, vale. Momento storico della storia dell'SSC Napoli qui ai rigori contro il Venezia. Sta scendendo in campo Aurelio De Laurentiis per battere il rigore presidenziale. Chissà, magari un doppio tocco, un doppio bilancio, un qualcosa del genere. Fra poco ti aggiorno. Stavo cercando. A me mi dispiace Stavo cercando se mi era rimasto un vaffanculo, così te lo davo. Non a te, ovviamente. Una citazione di Manfredi che mi piace sempre fare. ripetere. Purtroppo i ragazzi sono cotti, prosciugati, scoppiati, non ce la fanno più. Sono poco lucidi, soprattutto negli ultimi metri. Io spero che questo campionato finisca il prima possibile e che ci possa portare a competere alla Champions, e soprattutto a fine stagione dobbiamo capire come proseguire, ma soprattutto con chi, sia che si tratti del campo, che si tratti della panchina, che si tratti della dirigenza, perché ho forti dubbi che, come è stata impostata questa stagione, questo fra virgolette progetto, dubito che possa proseguire senza qualche scossone. Tu parli di dirigenza, ma la dirigenza non cambia. Quello che è sicuro è che tutto quello che è stato aggiunto quest'anno nello staff di Conte, cioè se parliamo anche di Oriali, così come se ne va con Conte, se ne va Conte. Non penso che Oriali resti a Napoli con un altro allenatore qualsiasi. Ce lo possiamo scordare. Ecco perché io il posto Oriali già l'avevo individuato in un Gulam, perché servirebbe un uomo di quella caratura. Sì, io sono d'accordo con te, Peppe. Tu mi dai conforto, perché se fai questo di mestiere, insomma, sei un personal trainer, ti rendi conto di come stanno fisicamente le cose. Quando l'abbiamo detto siamo stati pure attaccati, no? Ma com'è possibile? Fai una partita a settimana? È una partita a settimana, sì, abbiamo capito, però sappiamo che gli allenamenti di Conte sono intensi quanto le partite, e molti giocatori non hanno retto queste cose, con tanti infortuni anche muscolari, e abbiamo anche abbiamo visto che se li spremi poi, quei 12-13 li spremi troppo, alla fine è come se avessero giocato lo stesso minutaggio di squadre che invece sono state nelle coppe, tipo il Bologna che è stato in Champions e che continua alla fine, se vai a vedere i minutaggi, ha più minutaggio l'11 titolare del Napoli che non quello dell'Inter, eccetera, eccetera. Quindi è normale, è normalissimo aspettarsi con questa gestione che il Napoli arrivi con la lingua da fuori. Ora la speranza che abbiamo avuto è, con la Fiorentina tu dici ti sei scrollato di dosso questa cosa, adesso torniamo a correre perché la testa aiuta anche le gambe, eccetera eccetera. Ma se tu pensi una cosa e le gambe non la fanno, puoi andare in difficoltà. Di conseguenza non siamo ancora usciti da quel periodo un po' spento anche fisicamente, di intensità, di reazione sulla palla. Tanti duelli persi, poi lo vedrò con i numeri, però parecchi duelli, parecchie seconde palle perse. Statura bassa non lo so, Luigi, perché se poi vai a vedere abbiamo aggiunto un po' di fisicità quest'anno. È chiaro che ad oggi ti ritrovi titolari un Raspadori che non è Kvara, perché Kvara è più alto, ti ritrovi titolare Raspadori, Politano, Gilmour, Lobotka, Spinazzola se la cava, così Di Lorenzo se la cava. Quindi questi quattro ovviamente abbassano il livello medio dell'altezza del Napoli. Quando invece di Raspa avevi Kvara, meglio. Quando invece di Gilmour hai Anghissà, ovviamente meglio. E chi è? Politano, no, uno piccolino lo devi tenere per forza. Certo, Neres, rispetto, pur essendo piccolo di statura, però c'ha una bella muscolatura. E questo è quanto nella partita specifica. Sfida a 3 o sfida a 10, intendo dire che nessuna punta davvero al titolo. Quasi ci facciamo recuperare da Bologna e Juve. Esageravo, chi la spunterà? Mi sa che l'Inter ha quella forza nonostante faccia fatica. Fate fatica, usatelo come emoji, il fate fatica.
Di squadra che arriva prima quest'anno ne vedo una sola purtroppo, Francesco. Che intendi? Intendi l'Inter? Non credete all'Atalanta? Sembrano le domande di Pedulla. Non ci credete all'Atalanta? Non lo so, io dico che la partita di stasera non è decisiva, nel senso che se vince l'Atalanta stiamo tutti a pari merito e quindi comunque mancano 9 finali. Se la vince l'Inter mette un bello stacco psicologico più che di punti, perché come punti stiamo ancora là, ma uno stacco psicologico, nel senso che l'Atalanta non riesce a batterla l'Inter in nessuna ragione al mondo. È proprio l'Inter è proprio la criptonite dell'Atalanta. Se l'Inter si impone sull'Atalanta stasera, mette uno stacco psicologico. Il Napoli sta in grande difficoltà, noi battiamo la competitor che arriva dopo la grande vittoria con la Juventus, eccetera eccetera. È chiaro che psicologicamente si portano avanti. Se invece lo fa l'Atalanta, dici abbiamo battuto la Juventus, abbiamo battuto l'Inter, ci siamo vendicati dalla brutta sconfitta dell'andata con l'Inter, ci proviamo fino in fondo, noi siamo quelli che nei secondi... Quindi, con molta onestà, senza che non vi piate collera, quelli che stanno un po' inguaiati siamo noi. Si può dire! O siamo anti-Napoli se lo diciamo? Con quella calma però, con molta calma, quelli che stanno un po' più inguaiatucci siamo quelli che non possono essere descritti come i favoriti. Siamo noi. Poi ce la continueremo a giocare, perché io non credo che si guardano nello spogliatoio e dicono ragazzi non la vinciamo questa qua, non voglio vedere, non vi sfiacchite perché tanto siamo entrati in conference. Non lo credo nemmeno se lo vedo da parte di Conte. Poi da parte della società magari l'input, che significa dettagli, l'input fa parte dei dettagli. Se ti arriva l'input per la Coppa Italia, tu la Coppa Italia te la giochi, tu allenatore non lo permetti all'allenatore di fare quel turnover, non glielo permetti mai. Se ti arriva l'input dalla società, tu puoi mettere quel di più e quel di più. Ma secondo me non arriva l'input. Secondo me siamo più che tranquilli sul fatto che la Champions è lì a un tiro di schioppo. Come fai a dire che Gilmour non ha azzeccato una verticalizzazione? State parlando tra di voi, io non l'ho detta sta cosa. Non l'ho detta sta cosa. Non vanno i messaggi con donazione. Comunque sto in giro per la City, sto intossicato, un abbraccio. Un abbraccio a te, caro Tore, sì, lo spiegavo all'inizio live, purtroppo sono in una fase di mezzo burocratica per quanto riguarda la monetizzazione, non mi arrivano nemmeno niente nei video reaction in questa live, non mi arriva niente di niente. Alberto per esempio ha utilizzato PayPal, bontà sua, Luigi, Claudia hanno utilizzato PayPal ma non vi preoccupate, possiamo sopravvivere, dopo vado a lavorare e la risolviamo così. Sì, Project, sì, stavate parlando tra di voi, sì, era chiaro. 1-0 Roma. 1-0 Roma, quando siamo al 63esimo, Dovbyk e non Dobvik, spesso sbaglio, e quindi la Roma in vantaggio sul Cagliari. Non ce l'ho Dobvik, quindi non mi interessa assolutamente, mi interessa pochissimo. Signori, siamo tranquilli, possiamo lanciare l'invito in live. Se volete, se qualcuno vuole venire a salutare, tanto ci facciamo giusto una ventina di minuti finali e poi vado a fare il marito e il musicista. Se qualcuno vuole intervenire, visto che Guido ci ha potuto solamente salutare, e qualcuno vuole venire a lasciarmi il baton, cioè prendere il baton dalle mie mani e parlare. Ok, quindi state parlando quante palle ha sbagliato rispetto alle ultime due. Sì, io comunque su Gilmour l'ho detto che non mi ha entusiasmato come nelle altre due partite. A me mi era piaciuto molto Gilmour nelle ultime partite. Nello specifico vi posso dire passaggi precisi 47 su 51, 92% di passaggi riusciti, cross 1 ma sbagliato, palle lunghe, le palle lunghe, 2 palle lunghe, una precisa, quindi il 50%, duelli 2 fatti, 1 vinto, duelli aerei 1 fatto, nessuno vinto,
perso palla 2 volte. Insomma, una partita media da parte di Gilmour, non disastrosa, ma non eccezionale. Se andiamo a vedere i voti generali della squadra, vedo voti un po' più bassi per Lobotka, Gilmour, Di Lorenzo e Politano. Voto abbastanza alto, il migliore Raspadori, il migliore Rachmani perché ovviamente per quel salvataggio. Poi subito dopo Raspadori, a seguire abbiamo McTominay e mi trovo abbastanza. Dopo McTominay a pari merito Spinazzola, Lukaku, poi Buongiorno e queste. Poi quelli che sono entrati troppo poco tempo per fare qualcosa. Ciao Kebob! Lamentiamo sempre di campionati stradominati dalle solite note di un campionato scadente. Ora, al di là del fatto che questa partita dovevamo portarla a casa, semplicemente le piccole ci sono. Ci sono le piccole Kebob, ma sono le grandi che stanno venendo meno. Nel senso che se vai a vedere, adesso non ce l'ho sotto mano, è Guido il maestro di queste cose qua, e non dobbiamo nemmeno regalare troppi dati a quelli che lurcano e poi vanno a riportare nelle trasmissioni, li riportano anche male. Non lo sapete, ma Guido alle volte lancia delle esche e loro abboccano, fessi. Comunque, andando a vedere poi i punti che fanno le piccole, secondo me siamo là. Non è che stanno facendo più punti. Ci sono squadre che dovrebbero batterle le piccole e stanno venendo meno, non tanto per il valore delle piccole, che alla fine tanti pareggi tra di loro eccetera eccetera, ma perché sono venute meno le grandi squadre. Però siamo sempre lì, l'ana caprina. Meret ha anche salvato la baracca alla fine, sì. Sono state un paio di uscite un po' farfallesche. Meret lo portava con un voto medio-basso, però i voti di Sofascore ovviamente non sono voti così. Non me ne volete, raga, ma io spero vinca l'Inter, così ti togliamo il pensiero. Sono troppo deluso, oggi sono stato allo stadio. Ah, Luigi, è stato allo stadio. Mi fa piacere quando uno può andare allo stadio. Non mi fa piacere quello che ho sentito, perché ho visto che il Napoli si è portato lo striscione di solidarietà per il terremoto, la terra trema, non traiamo, tutte queste cose, e loro boom, scappano i cani, Napoli colera, eccetera eccetera. Quindi non poteva esserci un'accoglienza più simpatica. Mi dispiace, perché siamo alle solite. Non fa nemmeno più notizie, non penso che ne parlerà nessuno, ma insomma non è simpatico. Troppo cotti per una partita a settimana. Sì, evidentemente sì. Se per questo Sofascore da 7-3 a Politano, no, non mi trovo. Io mi trovo. Oh, l'hanno aggiornato. Era 6-8 Politano. Guarda, credimi. Lo portava 6-8. Con me 7,5. Che significa? No, non mi trovo. I voti di prima che vi ho detto prima mi trovavo. Adesso vedo 7,5 Politano senza alcun motivo. Il peggiore resta Gilmour. Hanno alzato un po' Lobotka, perché poi evidentemente ricalcolano tutti i tocchi e le cose, le occasioni. Però passaggi accurati Politano, 14 su 22, il 64%. Per un'ala più o meno ci siamo, però sono pochi. Cross ne ha fatti 11, solo 3 sono andati in porto, sono pochi. Non me ne frega. Ma non è meglio ignorare questa maledetta classifica, caro Virgilio? Io lo so, hai ragione, la ignori, e come fai? Tutto si basa sulla classifica, io lo so, dovremmo solamente goderci il percorso e andare avanti partita dopo partita, ma non si può fare, perché siamo troppo verso la fine e abbiamo provato a non guardarla, ma non ci riusciamo a non guardarla. E d'altra parte anche un po' di tranquillità che ci porta a parlare del Napoli senza allarmarci è data anche da quella tranquillità della classifica del quarto posto, che è abbastanza lontano, però non da finire il campionato. Lo dobbiamo continuare, ci sono ancora parecchie finali. Sta facendo un grande campionato e sarà arbitro dello scudetto, infatti ad aprile giocherà consecutivamente. Marco, tu ti sei visto il mio video?
Non è che vieni qua a scrivere questo commento così. Ti sei visto il mio video? Io poi alcuni nomi così diffusi, tipo Marco, senza un nickname particolare, io non lo so se tu sei un affezionados o meno. Ho fatto proprio il video, il campionato di italiano, e facevo notare proprio questo, cioè il campionato del Bologna consecutivamente c'ha proprio tutte le partite contro quelle che stanno davanti. Se il Bologna decide di fare l'unplane, e allora là preoccupiamoci e diamo i meriti a un italiano che deve fare il suo percorso, che probabilmente deve ancora crescere, ma che comunque è un allenatore valido. Conte ha parlato di finali di mondiali, io ho visto solo una partita di Serie C. Esatto. Blade X o Blood X. Esatto, allo stadio così sembrava. Campo strano, sembrava buono ma la palla non camminava, tantissimi errori nei passaggi, uscivamo con grande fatica dal pressing. Aspetto l'analisi tattica per capire di più. Politano doveva uscire e via, sono d'accordo su Politano, e se vedi la reaction ci sono quei 3 passaggi corti, ecco, lì poi quello, come Conte lo dice e parla di questa cosa, ne parla in intervista, non la voglio sentire, però alla fine è una cosa mazzarriana da dire, però ci spiega quei 3 errori del primo tempo dove abbiamo fatto 3 passaggi corti consecutivi, ovvero tu dai mentalmente un peso al tuo passaggio, quanto devo spingere con la gamba, abituato ad un campo un pochino più scorrevole, che di solito si deve bagnare all'inizio, che ti fa scorrere la palla così, 3 volte consecutive, una volta McTominay, una volta Lobotka, lo dico in reaction, 3 palloni corti, allora vuol dire che qualcosa di strano c'era. Tu allenatore, per me, non lo devi mai mettere in mezzo, perché suona come una scusa e ti esponi poi a me che dico è una cosa mazzarriana, agli altri tifosi che odiano Conte, perché Conte quando sta sotto lo stivale quando sta non lo possono sopportare, lo soffrono, ti esponi allo sfottò e là non dovresti farlo, però ci spiega il perché di quei passaggi. Poi l'analisi tattica ovviamente ti arriverà. Oriali. Voglio fare una considerazione più ampia. Il Napoli ha affrontato la maggior parte delle squadre sempre nel loro momento migliore. Vedi il Parma, Atalanta, Inter, Roma, Udinese. Un po' di ciorta. L'Udinese, sì, è vero, l'abbiamo fatta questa analisi, Davide. Il mazzo io l'ho sempre messo in considerazione quando tu devi andare ad andare oltre quelle che sono le tue possibilità. Il mazzo serve, non c'è proprio dubbio. Questo è il famoso discorso del quando, che abbiamo introdotto come elemento, cioè non basta dire questa squadra è scarsa, quindi vai là, sono 3 punti sicuri. Mai nella vita, perché ci sono squadre scarse che possono overperformare, squadre scarse che sono in fiducia, squadre forti che magari hanno invece un momento di down perché non hanno subito una brutta sconfitta e subiscono il contraccolpo, o sono usciti dalla coppa e reagiscono. Quindi non esiste una verità assoluta che tu dici questa squadra facile, questa squadra difficile, qua pareggiamo. Poi il pareggio non esiste, come nella vita non esiste, perché esistono solo delle finali, quindi o si vince o si perde. Questa finale l'abbiamo persa, perché contro il Venezia è una finale persa. È un momento buono per il Venezia? Sì, rispetto al loro valore, eccetera, eccetera. Può questo bastare per far capitolare il Napoli? No, bisogna fare qualcosa di più. Stasera dobbiamo sperare che l'Atalanta fermi l'Inter, sperando in un pareggio, così non si avvicina neanche. Esatto, anche io la vedo a livello di pareggio. Qualcuno preferisce che vinca l'Atalanta, qualcuno preferisce che vinca l'Inter. Di conseguenza abbiamo perso ai rigori, sì. Nella mia simulazione io ho vinto ai rigori, ma nella realtà li abbiamo sbagliati tutti i rigori, e loro li hanno segnati. Angela, perché non sappiamo tirare i calci piazzati? Anche oggi ne abbiamo tirati e non succede mai nulla. I calci piazzati sono indispensabili per vincere la partita. Hai ragione, e ricordo che questo commento tu l'hai fatto anche altre volte, magari riguardo i calci d'angolo, eccetera, eccetera. È una legittima richiesta per una squadra che vuole vincere lo scudetto. Alcune partite le sblocchi così, con un buon calcio di punizione messo bene, messo sulla testa di uno. Mettiamoci 2 cose. Conte anche ce l'ha detto.
L'Inter per esempio ha segnato 19 volte su calcio da fermo, il che significa, non significa solamente che hanno i giocatori forti fisicamente che impattano il pallone, ma significa anche avere i giocatori che ti mettono il pallone qualitativamente con un calcio bello teso, bello arcuato, un bel tiro, un bel cross fatto bene, eccetera, eccetera, quelli che mettono in difficoltà i difensori, che vanno a entrare poi ad uscire. Non abbiamo grandi specialisti, lo diciamo da parecchio tempo. Poi ci sono le annate in cui non ti servono gli specialisti, perché non ne abbiamo avuto bisogno nell'anno di Spalletti. Altre annate invece, punto a punto, qualche specialista ti serve. Kvara un pochino lo stava facendo, non era anche lui infallibile, però il gol con la Fiorentina ce lo ricordiamo, 2 tentativi contro il Liverpool andata e ritorno, e insomma, essendo lui giovane, avrebbe potuto studiare questo fondamentale e migliorare in questo. Cosa abbiamo? Abbiamo Raspadori, ce lo ricordiamo in quella partita col Milan, con Garcia, che aveva indovinato quello là, poca roba. Politano, poca roba. Non ricordo di grandi calci piazzati che poi così, magari per fare una spizzata, per fare uno schema, se ti organizzi bene si può fare. Non abbiamo grandi tiratori. Forse Gilmour potrebbe diventare uno così, ma non si va a prendere il pallone. Lukaku no, lo può tirare di potenza. McTominay nemmeno, l'ho mai visto tirare un calcio di punizione. Di Lorenzo non ce li abbiamo. Non ce li abbiamo, non li trovo, li cerco e non li trovo. Il Milan questa stagione non ha mai fatto 3 vittorie di fila. Oh, oddio, lo so. Fabio, pensavo te lo dicessi a te stesso. Fabio, devi abbonarti al canale. Si riferisce a quest'altro Fabio, rispondo anche io. Quello dove si possono inviare i vocali. Abbonamento, mi scrivete poi. Abbonamento che vi garantisce anche le emoji di Oriali. Mi scrivete poi in privato. Oltretutto, per gli abbonati, io cerco di dare sempre qualcosa in più ogni volta. Alcuni video escono in anteprima per gli abbonati subito e poi si sbloccano per tutti quanti, perché poi alcune cose restano solamente per gli abbonati, video personali di vita mia privata, vi porto a New York eccetera eccetera, la gente non se ne frega e quindi non ha importanza. Oltre a tutto questo che si può fare su YouTube, io garantisco agli abbonati di entrare nel gruppo Telegram. Se poi rimanete nel gruppo Telegram si fa anche il fantacalcio tutti gli anni. E nel gruppo Telegram dove noi possiamo parlare più approfonditamente anche delle altre squadre, perché se io faccio un video sull'Udinese non se lo vede nessuno, però ci piace parlare anche delle altre squadre perché ce le guardiamo praticamente insieme, c'è una sezione altre squadre dove guardiamo la sezione del calciomercato, dove parliamo dei vari giocatori, e quindi mi scrivi in privato @ValerioFluido su Telegram e io a fine live aggiungo tutti i nuovi abbonati, che ringrazio sempre per il supporto, perché senza di voi e che lo faccio a fare, lo posso fare. Amplissima grazie per la Roma, Malem sempre Fugat. Sto nero da 3 ore, il gufo eccetera eccetera, vabbè, sempre le accuse di gufaggine sono poca roba, ragazzi. Non ci accusiamo tra di noi di essere gufi, siamo tifosi preoccupati e abbiamo tutto il diritto di essere tifosi preoccupati, perché finché la grande prestazione con l'Inter ti porta il punto così, vedete quanto è diverso il punto, il singolo punto a seconda della situazione, di come ci arrivi e di contro chi lo fai. C'è un punto che si può accettare, quello con l'Inter, e c'è un punto che non si può accettare, quello con il Venezia. Riguardo ad Anghissà, secondo te sarà Billing il sostituto? Non lo posso sperare, amico mio, nel senso che voglio qualcosa di più. Io sono contento che Billing abbia fatto quel gol, va bene, lo dobbiamo vedere con più continuità. Non è Den Donker, è un po' più grosso, probabilmente ha più possibilità anche fisiche e tecniche di un Caiuste, però siamo lì. E quindi al posto di Anghissà, che è un giocatore che quando sta bene ti cambia proprio le sorti di un campionato per quello che ti dà a livello di dinamismo, di tecnica, di impatto fisico, Anghissà a tutto campo ti fa una squadra. Billing lo dobbiamo vedere,
si intravedono delle cose, ma non credo che basti, onestamente. Poi se il riscatto è ad un prezzo logico, va bene, te lo puoi tenere in panchina, certo. Te lo tieni in panchina se il tuo allenatore si fida di lui in panchina. Se invece l'allenatore preferisce mettere Anghissà diffidato, che viene dall'infortunio e che sta per partire per la nazionale, e non metti Billing in fiducia, vuol dire che Conte lo ha bocciato. Cioè, parliamoci chiaramente, come con Rafa Marin, Conte ci ha detto: ci sono dei giocatori che mi chiedono, mister, perché non gioco? Perché voglio vincere le partite. È brutto da sentirsi dire, ma anche se non te lo dice chiaramente e ti vedi scavalcato da un Anghissà che non era in condizione di entrare per tutti i motivi che abbiamo detto, vuol dire che Conte non gli piace, o gli piaceva e lo ha visto da vicino e non è in condizione, ma non penso che non sia in condizione, che diamine. E lui è arrivato a gennaio, si sarà rimesso in forma, ma sono passati 2 mesi, e più di questo, 2 mesi, nemmeno il ritiro va 2 mesi, quindi non sono convinto che sia il giocatore preferito da Conte. E per quanto noi possiamo avere una preferenza o meno, ci può piacere o meno, se Conte non lo vede, ne serve un altro, perché vuol dire che tu non hai, e ne serve uno titolare. Non scherziamo. Quindi non è così. Legge i messaggi che corrono. Aspetta, fammi vedere, torno. Leggi i messaggi solo dei tuoi etichetti, mi disiscrivo. Adios. Ciao, stati bene. Non ho mai letto il tuo nome, Chiaretta Alfredo. Oltretutto, una ragazza non direbbe mai una cosa del genere. Io vi ritengo superiori a noi ragazzi per atteggiamento. Tu sarai Alfredo, disiscriviti, state buono. Non ho mai letto un tuo messaggio, leggo dei messaggi insistiti. Davide sta scrivendo a terremoto e sto cercando di scorrere per prendere gente nuova. Antonio Salerno, Antonio M, eccetera, eccetera. Io i nomi di quelli là che seguono veramente li ricordo a memoria. A te non mai visto, non sei mai stato iscritto. Riscrivi il messaggio e sarai più fortunata. Te ne vuoi andare, vattene. A me non mi interessa, io non posso combattere, specialmente quando il Napoli non vince. Voi dovete farmi stare tranquillo. Disiscriviti. Siamo parecchi. 25.000 era il mio obiettivo. Se noi ci fermiamo, tu ti disiscrivi e rimaniamo comunque a 25.000. Io più di questo non posso arrivare per il modo in cui faccio. Se tutto quello che arriva dopo è di più. Voi questo non l'avete tenuto presente. Alfredo, sei tu Alfredo? Vediamo, torno indietro. Torno indietro per vedere se trovo un messaggio di Chiaretta. Torno indietro, però deve essere un messaggio di Chiaretta, non di Alfredo. Se torno indietro e trovo il messaggio di Chiaretta, amplissima grattazzo, me l'ha già perso. Eravamo a 30 punti alla Roma, adesso 12 aiuto. Non è nemmeno una domanda, sono d'accordo con te. Eravamo a 30 punti dalla Roma, adesso 12 aiuto. Non è nemmeno, è uno sfogo che stai facendo. Vuoi essere letto o letta? Va benissimo, ma non è nemmeno una domanda. Dici, mi rispondere a sta cosa perché ho bisogno. È una tua considerazione matematica, correttissima. Mi fate tornare. Siamo nervosi, sono nervoso. Gaetano, l'accompagno. Bravo, devo fare le voci dell'aeroporto per accompagnare tutto all'aeroporto. Signori, va bene così. Tanto non c'è più niente da dire. Adesso c'è solo da fare analisi. Andatevi a vedere la reaction se non ve la siete vista. Disiscrivetevi al canale, non me ne frega niente. Ricordatevi che però ci sono 9 finali. E le 9 finali vanno giocate come le finali dei mondiali di pallanuoto, di basket, anche di altri sport, perché il paragone può essere di altri sport. Ok, mi calmo. Non possiamo più sbagliare. A stento pareggiare una sola partita, ma se lo vogliamo vincere lo scudetto, bisogna vincerle tutte. Esatto. Sì, ho visto, i voti di scorsi sono aggiornati e quindi evidentemente sono arrivati gli aggiornamenti del... Un altro vocale. No, non ce l'ho l'intermezzo pronto, assolutamente. Devo lavorarci perché solamente musica. Noto che viene trattato poco l'argomento condizione atletica. We are Napoli. Qual è il tuo giudizio sulla condizione atletica della rosa nel complesso? Amico mio, vedi, nome nuovo, non me lo ricordo.
Io ne parlo spesso, sono stato pure attaccato perché non è possibile, mentre nell'anno di Garcia, Rongoni, cosa hai fatto? Mentre condizioni atletiche, infortuni, ho portato dei dati per quanto riguarda il minutaggio dei giocatori che hanno giocato troppi minuti rispetto... Oggi si è fatto male Rachmani, è uscito per infortunio, io devo capire se Rachmani si è fatto male, è capace... La speranza è che Rachmani costa da niente, però non va in nazionale, si riposa e resta a casa. La speranza. Ma il sovraccarico esiste, l'intensità degli allenamenti di Conte è quasi come giocare una coppa tutti i giorni, una finale tutti i giorni. Di conseguenza se ne parla poco perché Conte c'ha lo staff, eccetera, eccetera. Ma io ci ho fatto più di un video al riguardo e secondo me sono domande legittime che ci possiamo chiedere. Con Peppolo ne parliamo spesso. 2 sinistri come centrali quando non sappiamo nemmeno impostare contro un pressing del Venezia. Tema Simone, un tema importante. Come ti rispondo io? Ha ragione. Come ti risponde Conte? Io voglio vincere le partite. Rafa Marin non lo mette. Si fa male uno, glielo ha detto a inizio campionato, se si fa male Buongiorno o se si fa male Rachmani, giochi tu, Juan Jesus. Scelta di Conte, non si fida di Rafa Marin nemmeno contro il Venezia, ma perché poi è destro, ma non è che Rafa Marin c'ha l'impostazione di Albiol. Capiamoci, oltre a non fidarci, guardiamoci anche nell'anima e diciamo, Rafa Marin magari in marcatura può fare delle cose, ma non è che c'ha una grande impostazione, eccetera, eccetera. È un giocatore alla Gatti. Io il paragone secondo me l'ho fatto bene. Rafa Marin è un giocatore alla Gatti che però non gioca con continuità e quindi non entrerà mai in fiducia come Gatti. Penso che sia così. Cosa ne penso di Zerbin che è diventato Robben? No, ragazzi, io penso che Zerbin è questo giocatore qua, che se gioca in una squadra più piccola può diventare importante per la sua squadra. Nel Napoli è difficile, è un'altra maglia, ma se non avrà mai la continuità di farlo, è chiaro che è un giocatore interessante, che ha dei limiti, ha una bella gamba, c'ha una buona corsa, coi piedi non è malissimo, è abbastanza duttile, lo può giocare a sinistra, può giocare a destra, eccetera, eccetera, si mette a disposizione, tanta corsa. Nel Napoli serve un livello più alto. Se mi chiedi tra Zerbin e Mazzocchi, io mi tengo Zerbin. Ed è anche il nostro vivaio, a differenza di altri. Mi tenevo Zanoli. Ma stiamo parlando di panchina, e quando poi sei panchinaro e non sei titolare non impatti come quando invece hai una fiducia generale intorno a te, e allora con la continuità puoi far bene. Però con noi è stato un pericolo importante. Mi sono espresso male. Quello che intendevo dire è quale giudizio possiamo dare sullo staff tecnico di Conte se, dati alla mano, con una sola competizione, questi giocatori a maggio sembrano spompati. Un giudizio sospeso, nel senso che è giusta quella che chiedi. Con una sola competizione, come poi, è una domanda che io mi faccio, dice, come la giostriamo l'anno prossimo? O hai una panchina di livello talmente più alto che Conte poi si gira e dice, oh aspetta, questi qua possono far riposare qualcuno così, allora gestisci le forze durante tutta la stagione in maniera diversa. Ma non credo che il Napoli possa avere una panchina a livello dei titolari, non lo è nemmeno l'Inter, anche se certi giocatori sono molto più forti dei nostri panchinari, ma se vai a vedere all'interno dell'Inter comunque alcuni giocatori che farebbero comodo a tante squadre non sono a livello di titolari. Non penso che il Napoli possa farlo mai. Quindi il fatto di Conte con due competizioni, a prescindere dalla qualità dello staff tecnico, che negli anni lui dice io ho sempre avuto pochi infortuni eccetera, quindi il mio staff è di grande qualità, ci si può fare una domanda senza proprio dare, senza, come si dice, la lesa maestà. Non è lesa maestà secondo me se uno si fa una domanda, perché alle volte uno si fissa su una cosa con altri allenatori che sono un pochino più deboli di Conte, e invece con Conte tutto sta quello là palestrale. Esatto.
Campionato sempre più simile a quello vinto dal Milan. Esatto, Marco. Speriamo solo di essere pronti nel caso l'Inter lo perda. Godiamoci il percorso. Grazie per essere psicologo mio preferito. Grazie mille, Marco. Grazie mille. Sì, è proprio quel campionato là. Che non lo vuole vincere nessuno. Nemmeno l'anno dello scudetto, tranne lo Zanopolitano, avevamo i panchinari a livello di titolari. Esatto, però entravano con più continuità dalla panchina. Il ruotare che ad un certo punto capitava verso il 60esimo, 70esimo, possiamo ritornarlo a quel discorso. Lo Zanopolitano è uno, Mario Rui Oliveira ne è un altro. Avevi Elmas, Zielinski è un giocatore che può prendersi le sue pause, può essere un giocatore che è sparito Zielinski, gosta Zielinski, ma Zielinski è un giocatore che aveva una continuità, pochi infortuni, continuo nel suo essere sempre presente, di continuare per tutta la stagione, importantissimo. Ogni tanto entrava in Ndombele, ogni tanto si faceva ruotare quando ti veniva meno Osimhen, si ruotava con Simeone, con Raspadori. Quindi già se ti dico Oliveira, Mario Rui e Elmas, che era quel titolare aggiunto, già ti sto dicendo delle pedine che rendevano la squadra nel totale più importante. L'anno prossimo, se vogliamo puntare allo scudetto come obiettivo, bisogna prendere portiere, 2 difensori centrali, 2 esterni, 2 centrocampisti centrali, un attaccante. La faccia. Sì, ma anche se non vogliamo puntare, probabilmente tutte queste cose andrebbero fatte. Lo vedremo. L'impostazione del Napoli oggi ha fallito, non abbiamo trovato una soluzione al pressing del Venezia ed è brutto, anche Conte poteva fare di più. Avanti Napoli. Sì, l'abbiamo subito il pressing loro. È strano perché col doppio play uno pensava di poter uscire meglio, ma invece non è così. Puoi avere la Madonna e Gesù Cristo come allenatore, ma per alzare i trofei devi avere i campioni e noi mancano. VO9 KK77. C'erano anche le coppe giocate seriamente. L'anno dello scudetto e sostituito lo bot che era Demme, vi voglio bene. Che poi era il contrario, perché noi siamo partiti che Demme doveva essere titolare con Spalletti e poi succede, perché le storie del calcio sono queste, non è solamente Conte, anche con Spalletti uno parte con un'idea e poi ti adatti. Sarri con Mertens non era un'idea sua, sei stato costretto dopo aver provato 5.000 soluzioni. Le storie del calcio sono queste. Si reinventano giocatori, si trova una soluzione che sembra temporanea e poi va talmente bene che diventa la tua soluzione preferita. In questo momento stiamo vedendo, per esempio, che nell'emergenza il Raspadorino te lo ritrovi abbastanza efficace, che comunque arriva al tiro, arriva a essere un po' pericoloso. Però serve molta più qualità, altrimenti ti blocchi. Venezia-Napoli quasi vibe da Empoli-Napoli, primo anno di Spalletti. Oggi ci si poteva riprendere Elmas, prendere Casadei, avevi risolto quasi tutti i problemi tranne il centrale. Caronil su Casadei senza dubbio, tra l'altro giovane, che non ti occupa liste, lì secondo me andava fatto. Adesso lo sta utilizzando anche a centrocampo un po' più dietro, perché c'ha fisicità, Casadei, c'ha tecnica. Secondo me è una scommessa da fare. Per quanto riguarda Elmas, io non mi sono risolto un dubbio, che è il dubbio dello slot degli extracomunitari. Credo che non fosse possibile prendere Elmas, proprio a livello burocratico, e il fatto di lasciare andare via un extracomunitario Kvar non ti libera un posto, perché hai un numero fisso di, mi pare, 3 al massimo che puoi prendere. Tu hai preso tra i 2 scozzesi, mi pare che uno risultava extracomunitario, più Neres, insomma non potevi, da quello che ho capito io, ma non me l'hanno chiarito, quindi io è una speranza che ho nel dirvi non potevamo prendere un altro extracomunitario ed Elmas era da considerare extracomunitario. Se è così, io non dico niente al Napoli, non era possibile, ce ne facciamo una ragione. Potevamo prendere Casadei, potevamo prendere anche Danilo, perché venendo dall'Italia all'Italia non c'era problema. Se invece si poteva prendere come slot, perché i 2 scozzesi vengono entrambi
considerati comunitari, allora mi arrabbio, perché là secondo me andava fatto e andava fatto subito. Elmas sarebbe venuto di corsa, Elmas c'ha ancora la foto con lo scudetto e là andava fatto, ma Elmas con Conte veramente lo potevi mettere dappertutto e poteva fare. Elmas doveva essere il mio sostituto di Zielinski, ma subito, proprio titolare. Hai lasciato andare via Zielinski, benissimo, lo sai già perché non vi siete messi d'accordo, anzi lo metti fuori rosa l'anno scorso, eccetera, eccetera. Non ti vendere Elmas, ma Elmas voleva andare a giocare. Dagli delle garanzie, dagli un aumento e dici ma noi ci crediamo in te. Quindi non ci credeva il Napoli in Elmas, ci credevo solo io. Il Napoli non ci credeva in Elmas. Quando è arrivata l'offerta, via, ciao, tu vuoi giocare, noi ti vogliamo vendere. Poi Elmas è andato male in Germania, non si sono trovati, eccetera, eccetera. Appena è tornato ha fatto 2-3 gol in 4 partite, una cosa incredibile. Già ha fatto più gol di Politano. Dai. Quindi io la mia speranza è che burocraticamente non si poteva prendere, altrimenti lo ritengo un errore. Avevi la possibilità di riparare a un errore, secondo me, che era stato fatto nella sua cessione e nel non crederci nel momento in cui lasci andare Zielinski. Elmas, mezzala a sinistra, alla Zielinski ti dà fisicità, quantità e ti dà qualità. Elmas se ne va a Kvara, ti diventa la sinistra avanzata, l'esterno sinistro, lo metti là. Elmas fa il sottopunta, Elmas lo può giocare anche a destra, Elmas in nazionale è una stella, Elmas ha qualità nei piedi e forza fisica per farlo. Elmas è uno dei miei... Zielinski, c'ho il debole, Elmas è forte. È un mostro. Perché un Caiuste che sta facendo gli sfracelli? Non lo so, sta facendo gli sfracelli, calma. Non ho visto una partita, ho visto che ha fatto un gol nell'ultima partita, non lo so se sta facendo gli sfracelli, calma. Se tu stai guardando tutte le partite, mi fido di te. Se invece hai sentito dire, calma, perché abbiamo sentito di gente che diceva Kim sta andando malissimo, Kim sta andando benissimo. Abbiamo letto addirittura, sono già stanchi di Kvara, a Parigi si chiedono perché. Si chiedono il perché è stato pagato così tanto giocatore normale. E Kvara sta facendo il devasto. Quindi, se lo stai vedendo tu, Vitto, mi fido al 100% e ti dico, ci faceva schifo? No, non ha funzionato e non ha convinto Conte, lo devi chiedere a Conte. Se lo stai vedendo tu. Se stai sentendo dire eccetera eccetera, non ascoltare perché dicono la qualunque per essere ripostati. Purtroppo Elmas non poteva tornare, quindi se mi confermate questa cosa di extracomunitaria io sto più tranquillo. Ha fatto solo un gol e 3 assist, ma poi non sono i numeri dei gol e gli assist, che Elmas non deve fare quelli. Io devo capire la media voto di Elmas, perché il suo ruolo non è quello che deve fare assist e gol assolutamente, quindi anzi deve dare sostanza al centrocampo. Lo step on foot non è meritevole di giallo. Se fosse così, come l'hai scritto male, Angela? Vabbè, il giocatore Venezia doveva essere espulso. Sì, lo so, non è automatico lo step on foot perché è spesso involontario, quindi non è sempre giallo. Mariani ha chiamato una cosa, mi ha fatto impazzire quando ha chiamato il fallo di Lukaku al contrario. Ha chiamato un fallo di Lukaku assolutamente al contrario e gli ha dato la punizione a quelli che potevano anche segnare nel primo tempo. Quella cosa là insopportabile. Poi sì, li ha fatti un po' picchiare, ma non è stato un piccione, voglio dire, è stato un Mariano Ayala. Un po' si tifa Atalanta stasera, non lo so, amico mio, non lo so. E sarà bello, secondo me, guardarsi la partita senza avere nemmeno una preferenza specifica. Cercate di capirmi, nel senso che sì, nell'ordine pareggio. La mia preferenza è il pareggio nell'ordine, in modo tale che la classifica si muove tutto uguale. Pareggio, poi dopo viene l'Atalanta, perché tutti quanti appaiati continuiamo la storia delle finali, e poi in ultima istanza la vittoria dell'Inter, perché onestamente del terzo è bloccare l'Atalanta e quindi blindare il secondo. Blindare, blindi proprio niente, perché stanno là.
Ma mantenere il secondo posto e lottare per il secondo posto rispetto al terzo a me cambia veramente poco. Tra il primo e il secondo c'è una bella differenza, ma tra il secondo e il terzo veramente poco. Poi non voglio che i ragazzi si deprimano, quindi il pareggio sì, bene. La vittoria dell'Atalanta anche bene probabilmente per i ragazzi, perché si vedranno comunque primi in classe, possono fare i post sui social, siamo comunque primi, però sarà una mossa perché l'andamento non è ideale. Se tifiamo per il rinvio è pure meglio, 0 punti a testa. Tifiamo Atalanta perché così il Napoli non si deprime e continua a lottare per il titolo, così di sicuro andiamo a... sono discorsi che condivido. Basta con gli asterischi, anche lo condivido. La quinta, quanti punti sta da noi? Parliamo della Lazio, quindi in questo momento ti dico subito, Serie A, nel frattempo la Roma ha vinto. Allora, la quinta in questo momento è la Juve a 52, quindi sono 9 punti dietro. Ovviamente però la Juve deve giocare. La Lazio che ha giocato sta a 51, quindi siamo, diciamo... Vabbè, però quelli mo stanno in UEFA Europa League, UEFA Conference League. In questo momento il Bologna sta a 53. Facciamo che la Juve vince 55 contro la Fiorentina, ricordiamo. La Juve va a 55, quindi la quinta diventa il Bologna a 53, cioè a 8 punti. Tutti quegli scontri, direi, se guardi il calendario tu dici Bologna c'ha delle squadre pazzesche da affrontare, noi teniamo tutte le squadre piccole. E che vuol dire? Che vuol dire che li dobbiamo ancora affrontare? L'affondamento di Lukaku a centrocampo, con la difesa loro altissima non meritava un giallo, Lukaku va uno a loro ma lì non aveva più nessuno davanti a lui. Sì, proprio da... Lo so, il fatto che va, hai ragione, il fatto che va uno a loro non è una discriminante, l'arbitro non dovrebbe tenerlo presente, devi tenere presente che, anche perché se guardiamo Hummels a centrocampo sta, il fallo lo fa e viene espulso per chiara occasione da rete, non dico espulsione ma almeno il giallo ci poteva stare. Se mi disiscrivo e mi riscrivo, mi saluti un'altra volta, non lo so se esci, perché alle volte esce, a volte no. Dipende anche dalle impostazioni che avete nei vostri canali YouTube, perché alle volte ci sono impostazioni di privacy che ci stanno nuovi iscritti, ma che io non posso salutare perché non tutti risultano pubblicamente. Quindi uno che si è iscritto adesso e c'ha la privacy chiusa, che di default magari YouTube la tiene così, non mi risulta tra i nuovi iscritti, mentre comunque risulta iscritto. Poi controllate sempre di essere iscritti, perché ogni tanto YouTube fa dei giochi e azzera tutto. Quando poi... Sì, lo posso vedere, però stavo parlando proprio di questo, lo posso vedere, poi dipende però dalle impostazioni di YouTube. Ovviamente se tu sei un vecchio abbonato, Simone, io ricordo di te... Se torniamo indietro di settimane, di mesi, di anni, è impossibile per me tornare indietro. Posso vedere gli abbonati, però gli abbonati mi porta YouTube da quanti mesi sono abbonati, quando si sono riabbonati, se si sono staccati, se si sono riabbonati. Quello sì, e infatti il badge cambia colore a seconda della fedeltà. Ma l'essere iscritto al canale non lo posso vedere. No, non sei un nome nuovo, no, Antonio, assolutamente no. Nomi che... intendevo nome nuovo adesso perché sei arrivato in live più tardi, o comunque hai cominciato a scrivere più tardi, o comunque ho visto più tardi il tuo nome, ma mi ricordo benissimo di te, anche del tuo nickname, del tuo avatar. Il Napoli è proprio con le squadre piccole che gioca male, ma con il Milan facciamo il partito. Speriamo. No, però andiamo... il Milan che squadra è? Domanda legittima la mia, perché il Milan è una squadra disastrata, squadra che insomma non si capisce niente, che però stanno recuperando partite che sembrano si mettano in pericolo, la vincono con i colpi dei singoli, con Seisao ci sta capendo poco e niente, eccetera eccetera. Il Milan è una squadra piccola, è una squadra grande, il Milan è ottavo, 47 punti, se la Fiorentina vincesse il Milan scivolerebbe al 9° posto. Certo, non decimi come noi l'anno scorso, però il Milan in questo momento è una squadra media, che se sentono di lottare per qualcosa e riescono a fare gruppo è un conto. Ho visto una foto di grande entusiasmo per la vittoria, non lo so, contro il Como.
Non lo so, è sicuramente una squadra, quest'anno non ci hanno capito niente, quindi è una partita impossibile da pronosticare perché hanno i colpi per farlo, ma potrebbero anche non... Se ti trovi un Napoli che ti ammazza, che ti attacca con grande aggressività, eccetera, cioè possono pure venire meno perché dicono noi non stiamo lottando per niente perché mi devo sfiacchire. Però torniamo sempre dalla pausa delle nazionali, quindi saranno altre dinamiche. È difficile. Io non scrivo tanto, ma McKinnon Grazie Carlo. Ci tengo allora, ne approfitto. Un saluto e un ringraziamento anche a quelli che non scrivono. Io non vi vedo, non vedo i vostri nomi se non lasciate un commento, o se ne lasciate uno solo durante le live, magari viene perso perché scorre tutto in fretta. Ma io ringrazio tutti quelli che stanno là e si godono la live, che ascoltano. Ascoltare non è poco, vuol dire dedicare tempo, e il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, quindi per me, come dice una delle mie youtuber preferite, grazie a tutti quelli che hanno, tra tutti i video che stanno su YouTube, avete scelto di guardare proprio questo fino alla fine, tra tutti i video. Not really. Non lo so se qualcuno la conosce, Chad è la mia preferita. Signori, vi abbraccio, nessuno è entrato in live perché evidentemente tenete il che fare, lo tengo anche io. Vado a godermi, esatto, ci andiamo a godere un bellissimo Fiorentina-Juve. Grazie della compagnia con la live, grazie a tutti voi. Stasera si deve tifare Atalanta, è proprio difficile tifare Atalanta, è una cosa brutta da dire e da vedere, ma tant'è. Da New York, Valerio Fluido è tutto, grazie, presso un po' la pazienza con Alfredo, come si chiamava? Chiaretta, 208esimo iscritto, wow. Sì, Fabio, l'avevo lanciato ma si è perso nella chat perché come vedete la chat si perde, non solo perdo io dei commenti ma anche la... We are Napoli, grazie mille per la domanda. Se c'è il link PayPal in descrizione, mi pare che l'email è info@fluido.net. Purtroppo, lo ripeto a fine live per chi non ci fosse stato all'inizio, sono in una fase burocratica di transizione. Successo mi pare anche a Cronaca che gli abbonati sono saltati eccetera eccetera. YouTube in questo momento è in una fase di transizione per il mio account, quindi non mi funziona la monetizzazione, quindi non farò nessun tipo di pubblicità, di guadagno sulla reaction, sulla live, non sapevo ma nemmeno le vostre donazioni, le vostre cose, ovviamente lo sapete che non si fa per i soldi, ma i soldi aiutano perché la vita a New York è cara e io ringrazio tutti voi perché comunque il vostro sostegno in passato mi ha tenuto in piedi nei momenti in cui la musica non esisteva. Adesso la musica esiste, ma la vita aumenta perché bisogna sostenere la famiglia e quindi il vostro supporto in termini quello che fate durante le live, ma in termini anche semplicemente di guardarvi un video, di lasciare un like, di lasciare un commento che poi aiuta nelle pubblicità. In questi giorni, finché loro non mi risolvono, YouTube se le pappa tutta loro, se le pappano tutte loro. E quindi va bene così, resisteremo, vado a fare le altre cose. Vi abbraccio, vi saluto, vi bacio, sempre in maniera casta. Forza Napoli sempre, stiamo sempre là, non molliamo, lottare per lo scudetto per entrare in Champions, non ci deprimiamo se poi non vinciamo lo scudetto perché è difficile. Che delusione, deprimenti, però se pareggiano non è successo niente, quasi, però mi devono dimostrare, il calendario è facile, sono 9 finali, 10 finali. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Grazie Franco, grazie a tutti. Ne sappiamo qualcosa di vivere di musica, non è facile. Hai capito a YouTube, ma chiudo sempre con questo. Non sei Europino, no?
Interessante. Jaila Brown, The Voice of Germany, siamo noi. E me li andrò a spulciare. Andate tutti quanti insieme. Ma io chiudo così. Dove sta? Aspetta. Dove sta? No, perché devo chiudere bene. Eccolo qua. Quanto è bello, Oriali. Ma proprio Oriali.